La pagina evangelica ci riporta alla casa dell'ultima cena, dove anche Gesù sperimenta la tristezza del tradimento e della morte. Tutti sono tristi, percepiscono che qualcosa di terribile ha toccato la loro vita. Gesù sperimenta l'abisso del male e dell'iniquità, assapora il boccone amaro del serpente antico, che oppose la creatura a Dio e le creature tra loro. È il mistero dell'iniquità che Gesù manifesta ai Suoi, dicendo: «Colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno». Non nasconde il dolore lancinante. È il lamento di un uomo ferito dal suo simile, da un amico in cui confidava. Redime così il dramma dell'uomo, che da amico diventa aggressore del proprio fratello. Gesù così infonde la luce dell'amore nel mistero del male. Marco, Valerio e Davide sono nelle mani di Dio e con questa Eucaristia noi li consegniamo alla loro ultima dimora terrena. Non so neanche io se dire buongiorno, cosa dire in questo mondo impazzito, che non c'è più il buonsenso, non c'è più la ragione, la fragilità lasciata allo sbando. Poi succede quello che succede, la droga che gira veramente a tonnellate, sono persone che poi salgono nelle macchine, guidano, vivono per la strada e noi magari li incontriamo. Eppure la volontà di fermarli, nonostante abbiamo tantissime cose, specialmente col mondo del volontariato, non c'è. Un mondo del volontariato anche preparato molto professionalmente, abbiamo degli esperti su ogni settore, eppure non vengono chiamati, non vengono sentiti. Si parla sempre del dopo e mai del prima. Cosa si può fare prima? Come comportarci con queste fragilità fuori di testa che diventano pericolosissimi? Oltretutto poi lo dicono durante i femminicidi, lo dicono durante quando vengono sfrattati. Ricordate quel signore che si è gettato dal quarto o quinto piano proprio per uno sfratto esecutivo? Questi fratelli da anni fuori di testa ne facevano di tutti i colori, ma nessuno si preoccupava di fermarli, ma non volevano. Eppure abbiamo sentito questa donna che parlava con la giornalista, che ha spiegato benissimo cosa era successo secondo lei e cosa avrebbero fatto, e non solo. Io ringrazio e saluto veramente la dottoressa Antonella Baiocchi, psicoterapeuta ed esperta in criminologia. Grazie dottoressa, anche perché lei mi sembra che sia moglie di un carabiniere, se non sbaglio. Saluto anche Valentina Belvisi, ambasciatrice associazione Edela, perciò sappiamo di cosa parliamo, parleremo con lei di femminicidi, se veramente la disperazione e soprattutto questa fragilità che non viene curata può diventare un'aggressività così violenta. Tu l'hai spiegato molto bene, è stato tuo papà che ha ucciso tua mamma, hai pagato le conseguenze, ne paghi ancora perché sono traumi che sono irriversibili. E saluto anche Faustino Lorenzetto, appassionato invece di natura e tradizioni, perché alla fine parleremo anche di cose belle, di questa natura, parleremo di tante cose. Allora, dottoressa Baiocchi, cosa sta succedendo? Ecco, cosa si può fare per fermare questa aggressività, queste persone fuori di testa che in qualche maniera dovrebbero essere ascoltate, sentite? La sindaca ha detto non volevano, li abbiamo invitati, seguiti dai servizi sociali. Prego dottoressa Baiocchi, e la ringrazio di essere qui. Grazie a te cara Mirella e a tutti quelli che ci ascoltano. Mirella, il punto di fondo è che la società, le dinamiche della società in senso macroscopico sono su per giù le medesime delle dinamiche della famiglia. In famiglia, quando le cose non vanno, quando c'è disordine, caos, quando non si rispettano le regole, quando ad esempio i figli sono liberi di fare a modo loro e non vengono arginati, il problema principale è nel capofamiglia, nel senso che manca la
il polso, manca l'autorevolezza, chi ha il compito di governare, di guardare, di tutelare, in poche parole, i figli, i cittadini, deve essere autorevole, ok? Autorevole è una via di mezzo, per dirla in maniera semplice, tra il permissivo, come oggi siamo, e l'autoritario, cioè la dittatura. Bene? Io dico una cosa importante: oggi in Italia purtroppo non si hanno le capacità, non si rispettano le regole, perché le leggi ci sono, solo che chi le applica, soprattutto i magistrati, in qualche modo le applica su interpretazione e non c'è la certezza della pena. In Italia, in definitiva, i topi ballano. Mi spiego? Quindi manca il polso. Questa è una delle cose principali quando manca la educazione alla relazione, che questo è il nucleo fondamentale. Non siamo educati alla relazione, al rispetto. Non abbiamo, tra virgolette, quella che io chiamo alfabetizzazione psicologica e relazionale. Quindi quando in qualche modo le persone non sanno rispettarsi da sole autonomamente perché mancano dei file, in definitiva, ci vuole qualcuno dal di fuori che tiene l'ordine, che aiuta, in poche parole, a non dargli la capacità di creare disordine tra le famiglie e i cittadini che vogliono in qualche modo vivere tranquillamente. E purtroppo questo è un polso che manca. Siamo troppo liberali, non diamo alle nostre forze dell'ordine la capacità di creare ordine. Questo, mi fermo qui, è un aspetto fondamentale quando i cittadini, e questo del non essere alfabetizzati è un male mondiale, attenzione, non è solo nostro, ok? È la piaga del secolo che ancora è rimasta. Andiamo su Marte, ma dal punto di vista relazionale siamo ancora cavernicoli. Quindi ci vogliono dei genitori, chi ci governa, capaci di creare ordine, altrimenti succede il caos. Dottoressa, però c'è un però. E se io vivo in una famiglia dove non ho questa possibilità di avere dei genitori, sia uomo che donna, io non divido, persone autorevoli, a chi mi rivolgo? Cosa faccio? Io ho avuto ospite una mamma con un figlio autistico, la quale ha detto: nel momento che sono uscita con questa diagnosi non sapevo a chi rivolgermi, non avevo nessun numero di telefono, non conoscevo nessuna associazione, e lei, dopo diverso tempo, anni che questo bambino faceva il compleanno da solo, ha deciso di portarlo in un parco, di dare questo compleanno, dirlo nei social, e il parco si è riempito. Ma non basta, perché dopo il parco, dopo la famosa panchina, ci dovrebbe essere un supporto, e il supporto può venire solo da quelle associazioni che si mettono in rete, che decidono ognuno di fare qualcosa per il proprio territorio, che è una cittadinanza attiva, però che non viene chiamata, non viene interpellata. Tu, se non fai parte del cerchio magico degli amministratori anche locali, non vai da nessuna parte, non ti chiamano, non ti sentono. Noi sentiamo sempre i soliti nomi, i soliti noti, 1, 2, 3 al massimo, mentre abbiamo talmente tante associazioni che ognuna di loro potrebbe fare, ecco, mettere quella famosa goccia nell'oceano, però non chiamano. Ecco, è questo allora, dottoressa, non è che non abbiamo i supporti, è che non chiamano i supporti esatti. Io penso che questi fratelli da anni avrebbero dovuto avere un dialogo con qualcuno. Ecco, non è vero che non si parlava, perché hanno parlato, ripeto, con la giornalista, per evitare la tragedia che è successo, perché il dopo è facile, ma il prima non si parla. Ma dopo, sì, ma se prima non se ne parla, come facciamo a non parlare del dopo perché non succeda più? Prego, dottoressa Baiocchi. Mi sono persa un pezzo. Quando dici non chiamano, che cosa intendi? Il concetto è che chi sta male non chiede aiuto? Vuoi dire? Anche agli enti che già ci sono? Esatto, nel senso che non è la persona che deve rivolgersi all'ente, ai servizi sociali,
dovrebbe esserci il medico di famiglia, a mio avviso, in rete, ho capito. che veramente Allora. tiene in alta l'asticella dicendo guardate che questi hanno bisogno di supporto. Ecco qua il servizio sociale deve essere messo al corrente, ma non solo. Se poi il servizio sociale non ha le figure adatte perché sono in pochi, perché non hanno la possibilità di investire, deve rivolgersi alle associazioni, ma quelle competenti, quelle che sanno. A mio avviso questi fratelli non avevano bisogno di un'associazione, avevano bisogno di più associazioni, uno che li ascoltasse, uno che andasse a vedere come vivevano, uno che desse anche l'opportunità di capire anche al sindaco, visto che ha detto sono seguiti dai servizi sociali, cosa vuol dire essere seguito, sapere nome e cognome, sapere dove abitano. Prego dottoressa. Allora sì, allora Mirella, quando prima ho fatto l'analogia, no, tra la famiglia e la società, bene? Che devono avere in definitiva dei governanti autorevoli. Allora, questa mancanza di autorevolezza, in famiglia, autorevolezza, essere accuditi da una figura in qualche modo accogliente, vuol dire tutelare i figli, intercettare il loro dolore, mettergli le regole, punirli se trasgrediscono, dargli incentivi per esprimere le proprie potenzialità. Allora, tutte queste in qualche modo caratteristiche dovrebbero essere in qualche modo le caratteristiche di chi ci governa, dello Stato in definitiva, bene, che è lacunoso. Bene, quindi cosa significa? Significa che abbiamo lacune nel mettere le regole, nel dare le giuste sanzioni, nel premiare quando qualcuno fa qualcosa di buono, abbiamo carenze nel tutelare le persone, nell'intercettare il problema, nel fronteggiare il problema una volta intercettato. Ci sono tante lacune. Sicuramente dal punto di vista dell'esempio che hai fatto della mamma con il bimbo autistico, ok? È fondamentale che in qualche modo si finanzino associazioni che in qualche modo fanno da supporto e coprono diciamo le crepe, le falle attualmente del sistema sanitario. Diciamo che qui per esempio nei territori dove ci sono le associazioni che funzionano bene, le famiglie sono supportate, tutelate, però sono a macchia di leopardo, non sono dappertutto. Quindi bisognerebbe incrementare, bisognerebbe tutelare in modo personalizzato tutte le vulnerabilità dei cittadini figli. Purtroppo questo grande padre è un grande genitore, non usiamo diciamo espressioni che possono creare problemi, ok? Il grande genitore ha grandi lacune. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna educare la catena amicale, a intercettare il dolore delle persone con cui hanno a che fare. Molte volte ce ne laviamo le mani, bene, perché non è un problema mio, perché si ha paura di andare a impelagarsi con problemi più grandi di noi. Bisogna andare, soprattutto gli assistenti sociali e il sistema sanitario psichiatrico, ok? Deve andare a fare il suo lavoro prevalentemente sul territorio, andare ad intercettare chi sta male. Spesso e volentieri questo servizio, che è il più fondamentale, perché è facile a prendere in cura chi ha già consapevolezza di star male, ma il problema è per quelli che non hanno consapevolezza e che quindi vivono ai margini, che quindi si lasciano andare ad azioni preoccupanti, pericolose. Almeno quando si lasciano andare a qualche azione preoccupante dovrebbero assolutamente intervenire, però questo intervento è molto leggero, molte volte viene attivato solo se vai a urlare nei servizi psichiatrici e a minacciarli di metterli sui giornali e di andare al direttore sanitario. E allora vanno a curare un nostro conoscente, un nostro caro, che non va più da mesi a seguire le terapie, i colloqui, eccetera. Capisci? Molto chiara, dottoressa. Diciamo, aspetti perché abbiamo una telefonata. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo.
Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Viviamo su un mondo diverso e la professoressa qua non è vero che è famiglia, se cambia è gente. Purtroppo è un mondo frenetico, bisogna essere, bisogna mostrarsi. Una volta i principi del vivere quotidiano erano diversi. Adesso ti guardi la televisione, bisogna che ti compri questo, ti compri quello. Mi fa vedere fiori da 20 anni, sarai su una camera 3 mesi che si basi, si trucca. Ma cosa stiamo a parlare? Cosa senti i genitori? Mica ho 3 fiori, uno meglio dell'altro, a parte che è più giovane che ha 55 anni. Ma voglio dire, Mirella, mi veniva con me in barca e mi dava una mano, ma era normale all'epoca. Adesso non gli interessa i genitori che hanno una vita e i fiori che non hanno un'altra, e compagnie che in pratica. Quando vedevamo gli altri fiori che fumavamo, andavamo dal tabaccaio a comprare le sigarette, non se le dava. Dammi 5 alfa, non ti davo niente, a dire che ne hai da fare. Adesso è tutto permesso, i trova le droga, i trova le pistole, i trova tutto. È il mondo che viviamo che ne va a rovinare, non è solo che i genitori. E il governo non gli interessa niente, perché i email dappertutto caffè. Ma dai Mirella, Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho anche tanti servizi, vediamo anche quell'altra tragedia che è successo qui poi proprio fuori dalle nostre porte di casa a Treviso, a Silea, questi 3 cadaveri che sono stati trovati, prima la mamma, dopo i 2 fratelli immersi nel Sile, nella macchina. Andiamo a vedere questo servizio, poi lo commentiamo. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Il pubblico ministero a Nortica ha disposto l'autopsia sui corpi dei 2 fratelli Rosita e Mauro dal corso trovati in auto nel fiume di fronte al ristorante Danea a Silea. In zona vigili del fuoco e carabinieri. L'elicottero arrivato nel pomeriggio si era posizionato proprio dove l'auto si era inabissata, come ci racconta questo cittadino. Qua sopra sono stati fermi parecchio in overing, fermi sopra il Sile a controllare tutto quanto, con ovviamente tutti gli uomini fuori. Da quel momento, spostato l'elicottero, saranno arrivati 6-7 camionette dei pompieri, i carabinieri hanno bloccato la strada ed è arrivato l'autogru. Poi le operazioni di recupero, i corpi dei 2 fratelli trovati all'interno dell'abitacolo, a guidare sicuramente la donna, unica ad avere la patente. Tutte le porte e i finestrini chiusi, ma il bagagliaio era aperto. L'anziana era seduta come passeggero, non aveva le cinture di sicurezza e sarebbe stata sbalzata fuori dopo il violento urto in acqua. Poi la corrente avrebbe trascinato il corpo nel punto in cui è stato trovato qualche giorno fa a Meolo. Non sarebbe morta per annegamento, ma dagli accertamenti forse a causare il decesso un infarto o deceduta per effetto dell'impatto dell'auto con l'acqua. Una zona frequentata di giorno ma di notte piuttosto isolata, con poche abitazioni. L'auto è volata nel fiume molto probabilmente di notte. Visto come dove era la macchina, perché era quasi in centro Sile, probabilmente si sono lanciati da questa strada per andare fuori. Allora, io volevo intanto veramente un cordoglio, io sono disperata questa settimana, non so come dire nel 2025 non riuscire a intercettare queste persone con tutto il ben di Dio che abbiamo, dalla tecnologia alle persone, eppure succede. Allora io vorrei sentire Valentina Belvisi, io mi ricordo le tue parole quando hai detto io ho provato la solitudine, non avere nessuno veramente, non sapere come gestire questa disperazione, questo trauma. Per fortuna un carattere forte, un carattere deciso, di riuscire a sopravvivere a un trauma terribile, a questa mamma uccisa da parte del padre. Pensate cosa ha provato la nostra cara Valentina, che ringrazio sempre perché lei ci mette anche la faccia ogni volta. Eppure si continua, questa ragazza, hai sentito, uccisa da questo uomo che la picchiava, che veramente ne faceva di tutti i colori ma che non aveva il coraggio di denunciare. Questi genitori, questa mamma che dice questo deve pagare. Ecco, come stai vivendo queste tragedie? Tu che sai cosa vuol dire non avere un supporto a scuola, niente, non avevo niente. Prego Valentina e grazie, sai. Ciao Mirella, grazie, spero che stai bene. E allora, mi sentite? Ecco, alza un po' il microfono perché sei molto bassa.
Mi sentite? Sì, adesso sì, Valentina. Ok. E allora, siamo già a oltre 70 donne vittime di femminicidio perché con l'associazione EDELA continuiamo costantemente tutte le settimane purtroppo a monitorare questo andamento senza fine. Siamo con oltre 70 donne vittime di femminicidio e l'incremento è sempre più in aumento, quindi invece di migliorare siamo in peggioramento, tanti bambini, tanti ragazzi che continuano a diventare orfani. Questa settimana c'è stato anche che il governo ha bocciato l'educazione anche sessuale nelle scuole. Io invece sono del parere contrario, nel senso credo fortemente che a scuola dovrebbe essere introdotta come materia anche la parità di genere. Ovviamente sono d'accordo se mi dicono non una maestra di italiano o di inglese che magari ha poche ore e gliela danno in mano, no? Quindi ci vorrebbe un'altra persona esterna qualificata. Ma sono fortemente convinta che comunque bisogna partire da quando i bambini sono piccoli gradualmente, perché non è che possiamo parlare, cioè, di piano piano, ma comunque in tutti i gradi di tutte le scuole. Quando vengono a dire la scuola non è il posto adatto, io non sono d'accordo, perché bisogna cominciare a fare rete tra tutti quanti, tra i genitori, e vedo che ad oggi secondo me i genitori si sono invertiti i ruoli, sono come se fossero i figli. Quando anche sentiamo i ragazzi che vengono bocciati e i genitori fanno rivolte a scuola, proviamo a pensare perché i nostri figli sono stati bocciati e perché vengono bocciati. Cioè, se io ho i miei figli che un giorno mi dicono non posso superare l'anno, io non me la prendo con i professori, ma forse è a casa che qualcosa non ha funzionato, perché mio figlio non ha studiato. Cioè, io non posso tirare un polverone su a scuola perché mio figlio deve essere promosso per forza. Ecco, questo è un singolo caso che ho visto spesso negli ultimi anni, ma che ci fa riflettere che neanche i genitori in questa società ragionano. Non tutti, però abbiamo dei casi specifici. Ti fermo un secondo solo, Valentina, perché abbiamo una telefonata, se non mi cade la linea. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma quello che volevo dire è questa destra che ha un sistema che difende i profitti, schiaccia i poveri e salva le banche e abbandona le persone. Perché adesso anche avevate cominciato col discorso di quello che è successo lì a Verona. Se a monte c'è praticamente un'assicurazione che secondo me non ha pagato il fatto dell'incidente, perché praticamente mi sembra che si sono indebitati per 1 milione di euro e più o meno sono i prezzi che danno per uno che muore su un incidente. Cioè, siccome era senza fanali, allora io dico, ma chi lo dice che un'assicurazione che io pago solo perché manca il fanale non deve almeno in parte essere presente anche lei nel risarcimento? Perché tutto quello che è successo e anche perché c'è stato quell'incidente, insomma, poi ho fatto 4 conti, no? Abbiamo 6 milioni di poveri. Noi se gli dassimo 50 euro a settimana, 6 milioni di persone che sono messe male, insomma, se noi diassimo 50 euro a settimana, in un anno ci andrebbero via 14 miliardi e mezzo in un anno. Cioè, lo Stato ritira dai soldi delle tasse 150 miliardi solo nell'IVA, ritira più o meno sui 900 miliardi all'anno lo Stato dal popolo. Quindi io spendere 14 miliardi, invece di spenderli in armi, li spendessero, perché 50 euro gli fai una spesa a settimana almeno a questi 6 milioni di poveri. Allora, quando parli di queste cose, con quell'idea a destra, ma scherziamo? Cioè, prendono 9 miliardi all'anno lo Stato nell'erario e si fanno i problemi per spenderne 14 e mezzo ai poveri. Allora, perché i poveri praticamente, se sono senza soldi, fanno casino, e se fanno casino la gente si arrabbia, e se si arrabbia vota a destra.
Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio, continuiamo. Valentina, poi se vuoi aggiungere qualcosa. Quello che io volevo anche chiederti, cosa vuol dire essere talmente disperati da non ragionare più? Questi fratelli che hanno deciso di morire con la loro mamma, ecco, questi 3 fratelli nell'indifferenza totale di chi doveva intervenire, visto che abbiamo le persone preposte per fare questo, come ho detto prima, anche come supporto, una grande tecnologia che ci permette di andare comunque, magari con i robot. Ecco, cosa vuol dire essere talmente disperati da decidere di morire? Dove può arrivare la disperazione per annebbiarti completamente la mente? Io te lo chiedo perché tu l'hai provato, io mi ricordo le tue parole, ero completamente sola. Per fortuna che sei riuscita a superare l'asticella, il padre che uccide tua madre, c'è una roba, questo trauma che deve essere veramente accompagnato da persone preposte, ecco, per aiutare Valentina a rifarsi una vita. Prego Valentina. No, guarda, allora io quando quel giorno lì che ho scoperto che mia mamma è morta, ovviamente dalla televisione, perché nessuno mi aveva chiamato se non tardi, quando ormai l'avevo scoperto da sola, mi avevano semplicemente chiesto, dopo che avevo visto Luigi, quello che era mio padre, mi hanno semplicemente chiesto se avevo un posto dove andare a dormire, no? E gli avevo detto che un posto per andare a dormire in quel momento ce l'avevo. E dopo nessuno mi ha più chiesto se avevo il lavoro, se avevo bisogno di uno psicologico, dove sarei potuta andare, tutto perché? Perché probabilmente perché ero maggiorenne, però anche se io all'epoca ero maggiorenne, 8 anni fa, ma potevo essere benissimo una ragazza che era all'università, che stava studiando, che non avevo il lavoro, cioè nessuno si è interessato di quello che io stavo facendo, a parte gli ex colleghi di mia mamma dell'INPS e un'associazione che avevo conosciuto a Milano, quindi tutte reti esterne a quello che invece ci doveva essere di supporto. E poi io avevo scambiato il giorno per la notte, insomma, un periodo, insomma. Cosa vuol dire, Valentina, riuscire a rifarsi una famiglia? Credere in te stessa, ce la posso fare, devo riuscire nonostante questo trauma che non passerà mai, devo rifarmi una vita. Ma quanto brava sei stata, Valentina? Guarda, te lo dico con tutto il cuore, sai. Ma quanto brava sei stata, Valentina, prego. Personalmente io ho avuto il mio motto, nel senso ce la devo fare perché se non ce la faccio io l'ho vinto un'altra volta, perché comunque diciamo che di sicuro lui aveva provato a fare del male anche a me, quindi se io non ce l'avessi fatta per lui sarebbe stata una grande vittoria. No che io in 8 anni non ho mai avuto i miei momenti o non ce li ho ancora tuttora, no? Perché poi questo è una cosa che ti trascini probabilmente a vita, nonostante ti rifai una vita, hai i tuoi bambini, hai la tua vita. Cioè, ad esempio, io alle volte ancora magari soffro di ansia, però che so gestire, però mi dico che sicuramente è ancora magari per il passato, perché comunque dimenticare non si riesce e non si può. Quindi sì, ti rifai una vita, tutto quello che vuoi, però forse sempre qualche strascico, gestendolo comunque te lo porti avanti, perché io conosco altri orfani, anche loro si sono fatti una vita, però è una cosa, nel senso, troppo grande, che qualcosa ti porterai sempre comunque. Sentiamo come commenta le parole di Valentina Belvisi, la dottoressa Baiocchi, questa ragazza che parla con il cuore, col sentimento, col buonsenso. Prego, dottoressa. Tanta solidarietà per Valentina, non la conoscevo e mi metto a sua disposizione veramente. Allora, Valentina ha parlato di un grande dolore e soprattutto della falla del sistema nel intercettare e nell'accogliere il dolore delle persone, soprattutto quando il dolore delle persone è un dolore interiore dell'anima. La solitudine che lei in qualche modo ha lamentato
che dopo la tragedia, dopo lo scoop del momento diciamo mediatico del fatto drammatico, in qualche modo nessuno è andato da lei a tenderle la mano, a dirle di cosa hai bisogno, sei da sola, come possiamo aiutarti. Purtroppo questa è una delle più grandi falle della nostra società, l'incapacità di intercettare il dolore e soprattutto di trovare, diciamo, delle modalità per lenire la grande sofferenza. La solitudine, essere lasciati da soli quando i riflettori si chiudono, è uno dei momenti peggiori per chi come Valentina ha subito un trauma di questo genere. E ecco che nel piccolo le persone, le varie associazioni, le varie persone del volontariato qui possono fare qualcosa, come probabilmente è stato fatto qualcosa a lei da questi enti. Purtroppo noi viviamo in una società in cui dobbiamo imparare a superare gli ostacoli, dobbiamo imparare noi per primi a chiedere aiuto finché abbiamo respiro di farlo, perché in certe situazioni, in certi ambiti, l'aiuto non viene intercettato, in molti ambiti l'aiuto non viene intercettato e quindi bisogna rimboccarsi le maniche e andare a pretenderlo. Capisco che è un ulteriore disagio, però se non hai quell'abilità in qualche modo rischi di essere trascinato lontano dalla forza del mare. E questa è una delle cose fondamentali che volevo dire. L'altra è la questione conosco molto bene la sua associazione, l'associazione Edera, che fa veramente un bel lavoro per la categoria delle donne vittime di violenza. Il punto di fondo se mi permetto, Mirella. Sì, tranquilla dottoressa. Ok, in qualche modo per prevenire e contrastare questa violenza nella relazione è prima di tutto erudirsi, capire le origini della violenza, perché oggigiorno la cultura attuale che abbiamo della violenza, cioè l'interpretazione che ne diamo, è una interpretazione fallata, che non aiuta a prevenire e intercettare. L'interpretazione fallata in qualche modo è quella di intendere la violenza una prerogativa delle persone di sesso maschile. Dottoressa, la interrompo perché abbiamo Livio da Padova. Vai Livio. Vai. Ciao Mirella. Ciao. Saluto tutti. Dunque, volevo un parere anche della dottoressa della criminologa. Torno al fatto di Castellazzano, di 3 carabinieri uccisi. Sarebbe bastato, io lo dico in maniera semplicistica, ma sarebbe bastato che quando hanno minacciato la prima volta di far saltare in aria le ruderi in cui vivevano, fossero, con l'aiuto di un psichiatra, di un psicologo, fossero presi, messi in isolamento e curati, diciamo, no? Forse si sarebbe evitato tutto. Io semplifico, ma così si poteva evitare la strage dei carabinieri. Grazie. Abbiamo sentito Livia, allora prima di sentire anche come commenta la dottoressa Baiocchi, esperta, perché qui devono parlare gli esperti, ecco, noi possiamo fare delle riflessioni, ma dopo sono loro che sanno come si poteva intervenire in casi veramente disperati, di persone che veramente hanno perso il lumo della ragione, che diventano pericolosissimi, oltretutto abbiamo visto i risultati. Andiamo a vedere invece questo video e saluto anche Faustino Lorenzetto, la memoria di un gesto, poi sentiamo, andiamo a vedere. Benvenuto a Silvano Zago, che questa sera darà inizio a una delle tante serate che andremo a fare nel corso dell'anno, ecco, dove porteremo anche altri argomenti. Silvano Zago, ci conosciamo dall'anno di Mocei.
dopo non si era più visto, come tutti. Lui, per fortuna nostra, ha cominciato a interessarsi di storia. Io ho fatto un sito che alcuni anni fa ho scoperto per caso, la guerra all'orizzonte. La mattina del 6 luglio, scusate, la mattina del 5 luglio alle 6 di mattina iniziò il furioso bombardamento da parte delle artiglierie austriache nei confronti delle nostre postazioni sul Pilsao Stanis. Ci furono 2 ore di fuoco, 2 ore terribili, e poi scattò avanti la fanteria nemica. Lassù c'erano 2 compagnie della 99esima, cioè 2 compagnie praticamente del battaglione San Dalmazio, e sostanzialmente furono presto, non dico sopraffatti, ma furono sul punto di esserlo. Tenerono con ostinazione le postazioni, ma la situazione si stava realmente complicando. A quel punto cosa successe? Successe che alcuni nostri ragazzi, riserve delle batterie da montagna, di artiglieria da montagna, videro la situazione drammatica e spontaneamente, volontariamente, uscirono dalle loro postazioni e si mischiarono assieme agli albini per controbattere il fuoco che si faceva sempre più incalzante. E ve la cito questo passaggio. Scrive di suo pugno: il 5 luglio il nemico bombardava continuamente le nostre postazioni e Poscia le attaccò compresa fanteria. La nostra scorta è nella migliore posizione sulle trincee ed allora si formò una scorta con elementi di batterie. Alcuni generosi arrivarono per controporsi e si confusero con gli alpini nelle trincee. Il Marangon fu tra questi e rimase verso le ore 10 colpito al cuore da una pallottola di fucile e morì sul colpo. Riposa nel cimitero a sud del laghetto di Casera Ostanis. Allora, Faustino Lorenzetto, essere sopraffatti dalla disperazione, queste guerre che non portano e continuano anche oggi a portare solo morti, disperazione, distruzione, solo per interessi, solo perché qualcuno vuole invadere, vuole diventare sempre più forte e tu sei sopraffatto, come puoi essere sopraffatto anche oggi nel 2025 dalla disperazione che nessuno ti ascolta, nessuno ti accompagna, sei solo come un cane, anzi forse il cane è meno solo di tante persone. Tu invece con quello che stai facendo, portando e curando molto questi bambini, tu vai nelle scuole, parli di natura, di bellezza, tu hai un nipotino che adori, adesso ne ha 2 addirittura, ma fin da piccoli tu hai cercato di insegnare loro la delicatezza della natura, la bellezza delle tradizioni, della musica, del canto. Ecco, cosa vuol dire parlare ai bambini? Tu che mi hai raccontato anche questo con Piccolino che è venuto nella tua meravigliosa casa, ecco, capisci quanta importanza è parlare a queste creature che ti guardano, non parlano ancora ma ascoltano e ti guardano. Prego Faustino. Fondamentalmente il discorso è un po' complesso che ha accennato anche la dottoressa, però parte tutto dalla famiglia. Parte tutto dalla famiglia, perché se tu, adesso ho il secondo nipote che ho cominciato a cantare praticamente a 5 mesi, poco più, ho cominciato a cantare, quando canto lui si blocca, mi fissa, e poi quando sta dormendo c'era quella canzone Soleado, lui continua a cantare dormendo. Beh, è un divertimento personale indubbiamente, però bisogna creare e lavorare sui bambini. L'altro che ha 7 anni è un dibattito continuo. Ad esempio, un ecosistema del deserto voleva fare. Enrico, se fai l'ecosistema del deserto che devi bruciare tutto alla fine, tua mamma non so se si è tanto contenta. No, non facciamo l'ecosistema palustre. Allora andiamo a prendere l'acqua dalla risorgiva e il fango dalla risorgiva. È chiaro, te vedi quel fiorino e appena entro sull'osi, no, che ho un eccesso perché praticamente lavoro, nonno, sei in contravvenzione perché non si entrano con mezzi privati nelle osi. Cioè praticamente questo ha imparato qualcosa.
Cioè, questo è un esempio, e non che sia un mostro di intelligenza, che sia unico. E con lui andiamo continuamente all'incontro e allo scontro. Un giorno che mi aveva, per dire, veramente rotto le scatole nel senso che qualcosa non funzionava, e che ho insegnato che l'importante nella vita è la felicità. Quando che io vedo, mi hai rubato un po' di felicità, ha chinato il capo e è andato via. Cioè, qua dobbiamo continuamente lavorare nelle scuole. Adesso col discorso della farfalla macaona sto tornando alle scuole elementari praticamente. E poi vedremo. E poi tante altre attività, ma le scuole, le maestre, gli insegnanti devono essere sempre più sostenuti, perché là è un lavoro importante. A questo punto devo andare anche che fa rima con felicità, pubblicità. Prima di andare dalla dottoressa Baiocchi andiamo a sentire Sandra da Padova. Sandra, veloce, mi raccomando, ciao. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Volevo prima di tutto fare i complimenti a Antenna 3, perché ieri ho assistito al funerale in televisione ed è stato veramente toccante, perché queste 3 creature. Poi sono contenta che c'è la professoressa Baiocchi, perché mi piace come si pone, come spiega bene, e ha ragione, bisognava queste persone, e dopo ho anche sentito che non era facile contattarle, perché qualcuno che tentava dagli assistenti sociali a tutte le persone preposte non potevano neanche entrare perché erano minacciate. La paura delle volte, però posso dire, Mirella, è vero, bisognava fare prevenzione, vedere ieri sera i funerali di queste persone, i familiari, e dopo ha ragione la professoressa, poi chiudo, che finita l'ondata mediatica basta. Allora io credo che bisognerebbe curare queste persone e stare vicino a chi purtroppo ha avuto violenze, ha avuto dei lutti tipo questi, che è una roba enorme, Mirella, è enorme. Ho visto tanta gioventù, carabinieri, ragazze, cioè, che facevano i carabinieri, ho visto i bersaglieri, Mirella, ho visto una marea di gente. E allora c'è anche la partecipazione e tanto pubblico, perché la piazza, io sono di Padova, era però Mirella è il dopo che deve andare avanti. Grazie Sandra, grazie, sai che devo correre perché sennò sono anche quasi in chiusura e tante cose da dire. Comunque grazie Sandra per quello che hai detto, veramente cara Sandra. Dottoressa Baiocchi, allora come commentiamo quello che ha sentito? Ecco, cosa si può fare? Ecco, soprattutto perché non possono succedere queste cose. Io sono convinta che non devono succedere queste cose. Abbiamo gli strumenti, abbiamo le persone. Ecco, dottoressa, a lei. Diciamo, commento l'intervento di Sandra. Quando Sandra dice che c'erano già state delle avvisaglie riguardo a alla tragedia, no? Che ha coinvolto questi 3 giovani carabinieri, c'erano state delle avvisaglie, c'erano state delle minacce che purtroppo non hanno avuto un seguito. Ecco che questo rientra in quello che dicevo prima, cioè nel fatto che in definitiva il sistema, diciamo, che ci tutela deve essere efficace, efficiente, e deve andare sul territorio e deve avere il polso giusto per intervenire, per tirar fuori quello che da solo non vuole venire fuori. Purtroppo il nostro sistema è un sistema, purtroppo, come si è visto, assolutamente debole. Non ci sono regole. Noi siamo un paese dove le regole sono lascive. Questo è un grave limite della nostra società, della nostra Italia. Dobbiamo in qualche modo dare un giro di chiave, essere meno tolleranti, essere più decisi nel penalizzare ciò che non va. Certi comportamenti non si possono tollerare, in definitiva, e quindi non si può perdonare, non si può rilasciare gente violenta, ok, perché
Anche perché i nostri poliziotti, le nostre forze dell'ordine sono in grande difficoltà. Mio marito è un poliziotto ed è stato in grandissima difficoltà. Perché? Perché le forze dell'ordine vanno sul territorio per cercare di tutelare i cittadini, di arginare la delinquenza, li catturano, li portano in caserma e dopo un po'... Dottoressa, mi scusi se le faccio questa domanda, ma è un tarlo che ho da quando che è successo questo. Prima che entrassero questi carabinieri, queste figure meravigliose, doveva esserci qualcuno prima di loro che tentava di capire, visto che i fratelli sembra che fossero anche fuori, ci fosse solo la sorella dentro, di capire cosa stava succedendo prima di entrare, ma non lo può fare l'ufficiale giudiziario, non lo può fare il sindaco. Noi abbiamo bisogno di persone esperte come lei che cerchino di capire, perché sanno come trattare l'argomento, la mente umana che è partita completamente, che è solo pericolo, solo pericolo. Prego, dottor, mi scusi, ma io voglio farle questa domanda. Ma no. Hai perfettamente ragione, Mirella, sarebbe l'ideale del procedere della nostra società, che purtroppo manca. Allora, diciamo che se questi esperti che vanno, tra virgolette, a negoziare, ok, non ci sono, e molte volte in situazioni anche come queste sono anche superflui, cosa vai a negoziare? In qualche modo queste persone erano in qualche modo già attenzionate perché avevano minacciato, perché stavano facendo dei guai all'interno di questa casa e nel territorio, erano già conosciute. Allora, nel momento in cui vai a attuare, diciamo, lo sgombero, bene, anche lì, tra virgolette, come è stato già detto, no? Ci sono forse delle regole da rivedere e correggere, perché forse bisognava, a causa del fatto che già avevano minacciato di far scoppiare tutto e quindi si prevedeva che ci fossero degli ordigni, bisognava intervenire con dei meccanismi, tra virgolette, tecnici, ok? Con dei robot, e non mandare dei giovani carabinieri alla sprovvista a sfondare la porta o comunque ad entrare. C'è un insieme purtroppo di limiti, di vari aspetti, dove a pagare sono sempre i vulnerabili, cioè gli operai che sono preposti alla sicurezza, questi giovani carabinieri, i giovani poliziotti, i pompieri e i cittadini intorno ignari che sono alla deriva, alla mercé della delinquenza, che questo sistema in definitiva non sa arginare. Punto. Abbiamo Stella da Verona, vai Stella, ciao. Sì, buongiorno Mirella. Niente, volevo commentare una cosa. Poi chiudo velocemente. Anche i servizi sociali, quando escono, se non vengono ricevuti, fanno una relazione e la storia è finita. Cioè non è che vanno avanti, che contattano le forze dell'ordine, loro fanno la loro bella relazione ed è già finito tutto. Invece queste persone vanno seguite da psicologi, da persone specializzate, non dovevano lasciarli soli in questo modo. Questo è il mio punto di vista. Ti ringrazio Stella, sono riflessioni importanti perché stiamo cercando tutti quanti di capire perché non succeda più, però confrontandoci con le persone esperte che sanno trattare questi problemi. Non può trattarli il vicino, non può trattarli il sindaco, non possono trattarli persone che non sono adeguatamente preparate a capire la mente umana che è andata in tilt. Non si può, abbiamo una tecnologia avanzatissima. Adesso andiamo a vedere questo video perché veramente Valentina Belvisi se lo merita tutta, è entrata anche in questa associazione per cercare anche lei di portare il suo aiuto. Pensate cosa ha fatto questa bambina diventata donna e mamma e compagna. Andiamo a vedere il video dell'associazione Orfani di Femminicidio Edela.
Valentina, cosa vuol dire non riconoscere più tuo padre? Io ti ho sentito anche prima, hai detto lui, questo dolore, come hai detto tu, che non passa mai, questa figura paterna che veramente la descrivi nella maniera che dovrebbe essere descritta, un mostro, un animale di uomo, ha cercato di fare del male anche a me. Cos'è il perdono? Si può perdonare tanto male? Come si fa a perdonare un qualcosa che ti ha distrutto la vita? Cosa vorresti dire a tuo padre, a questo uomo che tu non chiami più padre ma dici lui? Ecco, se ce l'avessi di fronte, Valentina, cosa vorresti dirgli? Ma noi io e lui abbiamo parlato perché sono riuscita a farmi dare un incontro prima del secondo processo che fu l'appello, no? E dove per la prima volta mi ha ascoltato senza dire una parola o le mani o insomma bestemmie, tutto quello che faceva. Invece per quanto riguarda il perdono, no Mirella, nel senso sì, vai avanti, però no, il perdono no, perché ne ha veramente fatte troppe. Una persona che cerca più di una volta di toglierti la vita e di fare certe cose perché si vuole liberare di te, non solo fisicamente, come ha fatto con me più di una volta, di sbattermi fuori di casa senza un motivo valido, ma perché aveva tutta una sua organizzazione mentale, un suo piano con dietro altra gente. Ecco, no. Anche perché il suo piano era quello di liberarsi di me, di mia madre e di vivere la sua vita con la sua amante e quel povero bambino che non c'entra niente, che sarebbe il mio fratellastro comunque. Abbiamo Luciano da Desenzano, poi continuiamo. Vai Luciano. Mirella, ciao. Ciao Luciano. Buongiorno alla signorina, alla signora. No, volevo un minuto parlare di quella tragedia dei carabinieri. Hanno ragione sia la signora che ha telefonato e l'altra che era lì in studio. Questi tre poveri disgraziati assassini dovevano essere controllati prima dal sindaco, dai carabinieri, dagli assistenti sociali, dovevano. Un'altra piccola cosa, ci sono tra parentesi politici che dicono che non è giusto, aiutami Mirella, sequestrare le case a chi non paga il mutuo, no? Ma tanti, se uno fa il mutuo in banca non paga più, la banca, anch'io ho fatto le aste, ho vinto case alle aste, la banca deve recuperare i soldi, tra parentesi, e purtroppo c'è tanta gente che rimane senza lavoro, li capisco, ma c'è anche tanta gente come me, Mirella, che non ho fatto le ferie dopo sposato per 15 anni per farmi il primo appartamento. C'è gente che ha fatto la seconda casa per i figli e non ha mai fatto le ferie per 30 anni. Ci sono tante cose. Niente, se vuoi farmi gli auguri, venerdì 10 ho fatto i 79. Sì, ti facciamo gli auguri, ma da tutta Rete Veneta, da questa grande famiglia. Ti ringrazio anche della telefonata, grazie Luciano. Dottoressa Baiocchi, allora parole dure quelle di Valentina, parole sofferte, parole anche pensate, non le dice a caso queste parole. Prego dottoressa. Beh, che dire, discorso da fare richiede troppo tempo. Stavo dicendo prima che io comunque mi rendo disponibile per l'associazione Edera gratuitamente, se mi vogliono invitare, per spiegargli la visuale, la prospettiva della violenza, diciamo da un taglio libero dalle falle che attualmente ha, perché la violenza può essere compresa nelle sue radici e quando la comprendiamo si capirà che il motivo della violenza non ha a che fare con il genere, anche se oggi è in qualche modo una moda ed un fatto comune considerarla una questione di genere, cioè diciamo la violenza solo del maschio verso la donna.
La violenza è una questione che in qualche modo riguarda l'incapacità delle persone nella relazione di gestire le divergenze, ok? Quando l'altro si comporta, vuole qualcosa diverso da come io lo voglio, questa incapacità di gestire le divergenze in maniera armoniosa. Quando abbiamo qualcuno che crede di avere la verità assoluta, parlo facile, perché si rispecchia quello che sto dicendo anche nelle parole che la nostra Valentina ha detto. Quando abbiamo qualcuno che si sente detentore di verità, in qualche modo con questa persona, se tu divergi da questa sua verità, lui ti fa la guerra, lui o lei ti fanno la guerra e in qualche modo pretendono che tu ti cloni alla loro verità, lo pretendono con graffi all'anima e graffi e pugni e pugnalate al corpo. Il problema è in questa non cultura, cioè nell'incapacità di gestire le divergenze e quindi è nell'aver aderito a delle verità assolute. Alle verità assolute prevalentemente hanno aderito nei secoli gli uomini che sono stati posizionati in posizione di potere. Quando abbiamo a che fare con qualcuno che non sa mediare, che non sa il valore del rispetto, in poche parole, la persona che si trova in posizione di potere, se questo qualcuno con la testa dura si trova in posizione di potere e noi in posizione di vulnerabilità, siamo destinati a soccombere se non riusciamo a scappare da questo tipo di relazione. Chi è in posizione di potere e ha una cultura tossica della gestione delle divergenze, in definitiva attua violenza sulla persona in posizione di vulnerabilità. In questa famiglia in posizione di potere e con una mentalità rigida, con la sua verità in tasca, incapace di empatia, incapace di rispettare, diciamo, i bisogni della figlia, della madre, c'era questo padre, c'è stato questo padre. Nei secoli è stato posizionato l'uomo in posizione di potere, il quale, analfabeta psicologico, ha gestito le divergenze, tutto ciò che divergeva da quello che lui voleva, in maniera prevaricante. Ci sei? Perfetto, guardi, c'è Faustino Lorenzetto che voleva dirle qualcosa, come uomo sentiamo anche l'uomo perché devo correre. Faustino, cosa vuoi aggiungere a quello che ha detto la dottoressa, che vedevo che annuivi in continuazione mentre la dottoressa parlava? Dottoressa, non riesco a parlare come fa lei, però qui non capisci niente. Questa è una sintesi feroce ma molto seria, valida, perciò praticamente quando che uno, posso dire, non ragiona, non capisce, tutto è possibile. Che dopo sia un alterco, dove che anche la donna attenta a reagire, perché prova a fermare, ma va a fermare uno che fisicamente è più forte di lei, cioè dopo andiamo anche a queste cose qua, insomma, ecco. Perciò il regola è sempre qui di parlarsi, quello di accettare, eccetera, ragionare, cercare di capire gli altri. Perché una volta si diceva bisogna rispettare i vecchi, non è vero, bisogna rispettare tutti. E persone. Tutte le persone. Bravo. Ecco, grazie. Allora Faustino Lorenzetto nella terza parte ritornerà con noi perché abbiamo tante cose da far vedere, ma ritenevo veramente importante sentire la dottoressa Baiocchi e soprattutto Valentina Belvisi che ci mette la faccia per cercare anche lei di far capire che le cose devono andare diversamente e che dobbiamo unirci, unire le forze, parlarci, dialogare, soprattutto ascoltare chi ha provato tremendi traumi. Valentina, allora penso che sei anche contenta di aver incontrato la dottoressa Baiocchi. Ecco, se vuoi io posso dare il tuo riferimento se hai piacere, perché io chiedo sempre come ci saluti, Valentina, e cosa vuoi dire? Gli volevo infatti dire che se li passate i miei riferimenti volentieri. No, io adesso volevo organizzare una manifestazione, cercare di stenderla in tutta Italia per quello che stiamo vivendo. Soprattutto mi piacerebbe soprattutto che scendessero in piazza anche tantissime ragazze, tantissimi uomini, soprattutto per far capire che non sono tutti uguali e che non è
secondo me, se siamo sempre solo noi donne, è sempre come se c'era sempre una sfida tra l'uomo e la donna. Invece, se scendono in piazza anche gli uomini, lo stesso genere, no? Potrebbe essere anche un aiuto fondamentale nello stesso sesso. Non so se capisci, Mirella, quello che voglio intendere, no? Quindi ho dei progetti, tra cui questo, su tutto quello che stiamo vivendo, su questi femminicidi, che è un continuo, adesso che mi sono ripresa anch'io dal secondo parto, quindi piano piano mi rimetto. Senti Valentina, se avessi di fronte la Premier Giorgia Meloni, visto che ha detto io sono Giorgia, sono una di voi, cosa le diresti? Oddio, Giorgia una di noi, ma non lo so. Ha detto diciamo tutto. che con questo governo non sono molto affine. Io sono pronta a un dialogo, come ero pronta col presidente Zaia, ma ha continuato a mandare altre persone al suo posto, quindi fondamentalmente non so quanto questo tema possa veramente non hai avuto il confronto che tu volevi praticamente. Grazie Valentina, ti darò i riferimenti, oppure darò i riferimenti tu alla dottoressa Baiocchi. Dottoressa, come ci saluta, con quale parole? Allora, saluto con queste parole, cioè dobbiamo capire che l'attuale cultura della violenza è fallata. La violenza non è solo del maschio, è anche della donna. Vittime possono essere le donne, vittime possono essere gli uomini, al di là dei numeri e soprattutto al di là dell'eclatanza mediatica. È fondamentale capire che la cultura di fondo della violenza è una cultura fallata che appartiene a tutte le persone. Onde per cui dobbiamo capire questo. Io sto spiegando insieme alle associazioni che mi sorreggono e che mi aiutano il concetto inclusivo della violenza, inclusivo di tutte le vittime e di tutti i carnefici, che sintetizzo nel termine debolicidio. Il filo rosso che accomuna tutte le vittime è l'essersi trovate in posizione di vulnerabilità a divergere con un interlocutore analfabeta che si crede possessore di verità, che si trovava in posizione di potere. Quindi dobbiamo smetterla di mettere le donne contro gli uomini. Chi aiuta le donne va contro gli uomini, chi vuole tutelare gli uomini va contro le donne. Il problema è della persona che non ha la cultura. Esatto. E i femminicidi, tra virgolette, ok? Dobbiamo anche capire, i femminicidi sono uccisioni e prevaricazioni fatte nei confronti di una donna in quanto l'uomo considera l'essere donna disprezzabile, ok? L'essere donna, bene? E le uccisioni che si fanno perché io disprezzo te come donna sono molto inferiori di quello che stiamo dicendo. La gran parte delle uccisioni e degli assassini sia di maschi che di femmine, ok? Perché c'è una lunga carrellata veloce, di dottoressa, che devo chiudere, sui bambini e sugli uomini, che però non viene mediaticamente messa in luce, ok? La gran parte delle donne che sono chiamate, che sono state uccise, di noi donne che siamo state uccise, non siamo state uccise in quanto donne, siamo state uccise da chi in qualche modo non accettava che noi divergessimo, ok, dalla mentalità dell'interlocutore assassino o assassina. Mi spiego? Spiegato benissimo, dottoressa, devo chiudere, la inviterò ancora, dottoressa. Per questo ti uccido. Non ho più tempo, purtroppo io la saluto, la ringrazio veramente anche per queste pillole di saggezza che sta cercando di far capire a chi di dovere, perché non siamo solo noi che dobbiamo capire, forse sono le persone che sono nella stanza dei bottoni a capire che con questo registro non andremo da nessuna parte. Grazie ai miei ospiti, grazie Valentina, grazie ancora alla dottoressa. Faustino Lorenzetto rimarrà con noi anche nella terza parte, perché chiuderemo anche con un po' di ottimismo e bellezza. Pubblicità.
Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Raffaella Buziol, presidente associazione La Voce di Lisa, chi non conosce Raffaella, e abbiamo anche un altro amico caro che è Toio De Sarvognani, ecologista, assieme alla figlia meravigliosa che adesso lei ha l'iPad, tutte ste robe di ultima generazione, lei è strafelice, però è un papà che dialoga molto e sta cercando, come Raffaella, di cercare di migliorare la quotidianità, perché di questo si parla, di questi ragazzi diversamente agili, così li chiamo io, si muovono semplicemente in maniera diversa. Allora Raffaella, adesso vedremo delle foto, c'è stato questo convegno per far capire l'importanza di questa associazione, La Voce di Lisa. Ringraziamo anche l'avvocato Isabella Pavanetto che ha organizzato assieme ad altri esperti questo convegno. Allora, cosa è successo e cosa vuoi dire? Prego. Allora, il 4 di ottobre, come anche a giugno, siamo stati ospitati nel comune di Torre di Mosto, sia dal comune che dall'associazione I Colori della Vita, che noi ringraziamo, sia l'intero, diciamo, consiglio che organizza, sia il territorio e sia anche l'avvocato Isabella Pavanetto, come ringraziamo la grande famiglia di Sveglia Veneti e Veneti Schiacciati dalla Crisi. Perché? Perché da anni noi vogliamo far capire che la lingua dei segni è una lingua che può essere una risorsa e dare un aiuto a chi la voce non ha. Lisa, come vedete, a lei piace andare agli eventi in discoteca o negli eventi dove ci sono i DJ a ballare. Lisa impasta e prepara la pizza perché grazie ad una scuola che è una scuola di formazione regionale, ha integrato Lisa, ha accettato Lisa e ha fatto sì che Lisa potesse imparare e sta imparando. Fermo un attimo perché sta cadendo. Lisa, come vedete, può andare e stare con gli altri. Qui sta giocando una partita di pallavolo. Lisa è felice quando partecipa, sta con gli altri, ma purtroppo ad oggi Lisa, uscita dalla scuola, è sola. Lei ormai fra 3 mesi farà i 18 anni e quindi abbiamo detto, quando ci sono possibilità che ci chiamano e parlare la lingua dei segni, noi andiamo. Abbiamo portato la figura della lingua dei segni neutra, perché il territorio potesse capire cosa vuol dire lingua dei segni. Qui vediamo la presidente dell'associazione I Colori della Vita e qui vediamo Lisa che imperfetta ragazza di 17 anni balla con gli altri felice di andare a un evento. Lingua dei segni non è conosciuta né Lisa nella sua caratteristica, anzi quando io dico Lisa utilizza la LIS subito viene fermata. Dai 14 anni Lisa d'estate è perennemente sola, terminata la scuola Lisa è sola e invece queste cose non devono accadere, ma non devono accadere a Lisa e ai tanti come Lisa. Il convegno, abbiamo parlato delle leggi collegate alla lingua dei segni, abbiamo parlato che esistono delle persone che ti aiutano in questo, quindi c'era una figura di riabilitazione, quindi una logopedista che è anche psicologa, abbiamo parlato delle leggi con la figura dell'avvocato, abbiamo parlato della lingua dei segni sia per i sordociechi che lingua dei segni italiana come utilizza Lisa, ma lingua dei segni straniera attraverso persone preparate dall'Università Ca' Foscari, quindi anche con interpreti e studentesse e dottoresse giovani, e abbiamo fatto sperimentare alle persone cosa voleva dire lingua dei segni e lingua dei segni tattile. Quindi le persone che c'era la Croce Rossa, che noi ringraziamo, dei Torre di Mosto, c'era la Protezione Civile, c'erano alcune rappresentanze del comune e poi c'erano molte persone che sono rimaste un po' incuriosite e anche felici. Se noi non avevamo avuto questo invito, se noi non avevamo ricevuto la curiosità di dire spiegami che cos'è, un po' come succede con qualsiasi cosa che tu non conosci, è chiaro che non c'è dialogo e non c'è possibilità e Lisa rimane sola come tanti altri. Allora sentiamo anche
Toio De Savorgnani, ecologista, ma soprattutto una ragazza molto sensibile, che si muove in maniera diversa e che lui sta cercando di dare questa quotidianità che viviamo tutti noi, che vivono i ragazzi, qualcuno li chiama normodotati, non so cosa che vuol dire queste etichette qua, veramente non riesco a capirle, ma soprattutto intanto la salutiamo perché qui presente va su e giù perché ha uno strumento di ultima generazione, lei vuole adoperarlo, perciò va su e giù col papà e dice qua papà aiutami, e questo papà che non perde mai la pazienza con questa creatura che sta cercando invece di capire come può aiutarla. Ecco, come hai sentito le parole di Raffaella Buziol, Toio, anche tu vivi questa preoccupazione del questo dopo di noi, di cercare di portare la quotidianità a tua figlia all'interno della famiglia, anche della società, questa società culturalmente non preparata, che vede queste persone come un intoppo, un problema, invece di capire che tutti quanti dobbiamo unirci per aiutarli. Prego. Sì, il problema è proprio questo, che la tendenza è quella, cioè tutto ti porterebbe a nasconderli, a non farli partecipare, a non farli vivere in comunità, in società, in situazioni di condivisione, di partecipazione, perché disturbano. Ci hanno mandato via magari in periodi in cui la situazione era più difficile, andavi in pizzeria e ti mandavano via. Ci diceva disturbi i clienti, e quindi invece la nostra tendenza ai genitori è quella di farli vivere più possibile situazioni di socialità, di comunicazione, con tutto quello che ci va dietro, insomma, sapendo di dover affrontare a volte l'insofferenza, magari anche da chi non ti aspetteresti proprio, magari vai a uno spettacolo di un qualche relatore, di un qualche artista all'avanguardia, progressista, eccetera, quindi ti aspetteresti un pubblico inclusivo, le delusioni sono sempre terribili, no? Oppure l'aiuto, la condivisione, l'accettazione ti arriva da chi non ti aspetteresti, quindi questa è una situazione che ti aiuta anche a non farti preclusioni, diciamo così, ideologiche, perché ne resti quasi sempre... Fare una scaletta di chi ti può aiutare a ascoltare, di chi invece fa altro e dovrebbe fare quello. Una cosa che volevo chiederti, Toio, cosa vuol dire per una ragazza come tua figlia vivere nel Cansiglio, in mezzo alla natura, però i servizi, ecco, questa ragazza che deve accedere ai servizi. Io da quando ho iniziato a settembre ho avuto quasi tutte le mattine ospiti, sia genitori che figli, diversamente agili come li chiamo io, però la difficoltà è enorme in tutti i sensi. Non è che la grande città offra chissà cosa, perché come dici tu c'è un problema che questi ragazzi creano problemi. Ecco, bisogna andare più lenti con loro perché hanno dei tempi diversi, hanno un modo di ascoltare diversi, ma se tu li prendi per mano la prima cosa che fanno ti abbracciano, ti baciano e sono sempre tranquilli e sorridenti. Ecco, forse li fanno arrabbiare proprio quell'ascolto che non viene fatto. È questo il problema grande, perché hanno una sensibilità che va oltre. Ecco, cosa vuol dire vivere in Cansiglio con una ragazza diversamente agile, Toio? Allora, purtroppo non vivo in Cansiglio, vivo alle pendici del Cansiglio, viviamo alle pendici del Cansiglio, ma questa esperienza l'ho fatta molte volte con ragazzi, poi magari sono ospiti o dei CEO o dei centri di igiene mentale, quindi non so, li chiamo ragazzi ma non sono più ragazzi da molto tempo, ma li sento come tali. Ecco, ho accompagnato molti gruppi in Cansiglio di questo tipo e secondo me quello che ne ho risultato è che, sì, che ho capito è che la foresta cura. Questa è una cosa estremamente importante che anche la scienza e la medicina ufficiale sta accettando. Abbiamo fatto ormai 3 anni, c'è questo evento in Cansiglio che si chiama Cansiglio in Vita, organizzato dall'Università di Padova e che si è aperta a queste possibilità. Ci sono sia
partecipano ricercatori, scienziati, tecnici parlando delle loro esperienze collegate alla foresta, ma c'è anche questo aspetto di avvicinamento alla foresta per persone sia, come hai detto tu, lo diciamo per farci capire, no? Per persone normali, come se gli altri fossero normali, tutto da vedere, si cercano le parole giuste, ma insomma nella nostra società le persone comuni sono sempre meno normali e quindi c'è veramente bisogno di andare in foresta e di vivere la foresta anche per breve tempo, anche per poco, ma in modo giusto. In modo giusto, e il modo giusto vuol dire entrare rispettosamente. Io quando accompagno i gruppi, ieri ho accompagnato 85 bambini dalla prima alla quinta elementare di Valdobbiadene. Siamo entrati chiedendo il permesso di entrare in foresta e riconoscendo che la foresta è un'entità viva nel suo insieme, quindi gli alberi sono vivi, la foresta è viva e quindi è possibile scambiare qualcosa avviene. Ecco, quindi anche la scienza sta accettando questa e sta testando, sta ricercando che la foresta fa bene, cura. Allora, sentiamo Isabella. Fa bene anche a chi non sta bene. Esatto. Sentiamo come commenta Raffaella Bugeol queste parole, questa cura che viene spontanea della natura, questa natura che si cura da sola, l'abbiamo vista con la pandemia, quando l'uomo si ferma con questi congegni terribili che ha messo sempre in movimento, la natura si pulisce, l'acqua si pulisce da sé. A Venezia c'erano i fiumi puliti, il mare pulito, era tutto pulito. Ecco, gli animali che invadevano le autostrade perché era il loro territorio, non è che avessero cambiato strada, finalmente dicevano non passa più nessuno, ci riappropriamo del territorio. Quanto importante è, Raffaella Bugeol, anche per queste persone che dobbiamo, a mio avviso, iniziare a chiamare per nome e cognome, perché sennò non ne verremo mai fuori, cominciamo sempre con le etichette, io li chiamo diversamente agili perché trovo la parola più corretta, perché si muovono in maniera diversa e basta, tutto là. Raffaella Bugeol, cosa vuoi dire? Allora, è importante che ci siano delle possibilità date a queste persone, cioè queste persone possono benissimo fare una visita guidata e conoscere il Cansiglio, conoscere i fiumi, i laghi, le montagne e le città. Non è che l'arte, l'ambiente, la natura a queste persone non è possibile farle conoscere e neanche non è possibile portarle. Cioè io Lisa la porto e viaggiamo in qualsiasi città, in qualsiasi occasione. Non la tengo a casa e non le faccio privare di questa possibilità. Perché? Perché il tempo è un tempo importante e va date delle opportunità e delle occasioni che, se tolte, ovviamente non permettono di far conoscere il territorio, l'ambiente, la città e tutto ciò che ci circonda. Allora, sei seduta vicino a te, come ti chiami? Clara. E cosa vuoi dire? Aspetta, perché non hai il microfono, ma ce l'ha il tuo papà, perché lei non riusciva a stare nella poltrona, lei voleva stare vicino al suo papà, essere qui con noi e far vedere anche cosa sta usando. Ecco, vedete per lei l'importanza invece della tecnologia. Tienilo in mano solo un attimo solo, dopo tienilo tu Toio, poi lei parla. Sentiamo allora Adriano da Campalto, vai Adriano. Sì, intanto buongiorno a tutti. Grazie Adriano. Sono molto contento di queste cose perché sono molto importanti soprattutto, e voglio dire, do un consiglio, va bene? Posso anche sbagliare. Allora io voglio dire una cosa, no? Che potremmo anche avere qualcosa di più noi. Allora, sul discorso dei bambini che sono sordi e non parlano, si potrebbe tranquillamente cominciare sulle scuole, insegnare, soprattutto visto che il nostro cervello quando siamo bambini apprende prima, quindi in sostanza si potrebbe metterla come materia, farlo, ok?
che da bambini cominciamo, anche perché se gli altri bambini conoscono gli aggettivi, i messaggi, i suoni, i movimenti delle labbra e delle mani, potrebbe essere una cosa utile e soprattutto, dico, sarebbe bisogno di parlare con il Ministro della Sanità. Trovo una cosa giusta che sia gratuita, perché giustamente queste persone, io ho seguito molti casi, sono da solo, però purtroppo qualche volta mi succede che mi chiedono: Adriano, mi puoi dare una mano? Io sono sempre disponibile, sono come quella signora lì, i capelli rossi, che non mi ricordo mai il nome. Mirella, ecco, Mirella, ti chiedo scusa, e mi fa molto piacere il tuo programma, moltissimo. E dopo, seconda cosa, vorrei dire alla signora, quella con i capelli... Raffaella, dai, che cominciamo a chiamare per nome le persone. Mirella e Raffaella e Toio, e anche Clara. Signora Raffaella, lei può avere molto di più, signora. Io lo dico perché appositamente il discorso è questo: signora, lei può avere di più, perché si potrebbe benissimo, ok, fare le pizzerie, ok, visto che la regione stanzia molti soldi per le autostrade, potrebbe stanziare, facendo queste pizzerie, che ci fossero gente che segue gratuitamente, senza far pagare 5 lire di tasse, va bene, alla gente che assume queste persone, che non hanno voluto nascere loro, ma hanno avuto la sfortuna purtroppo della vita. La vita dà, bella e brutta, però alla fine si potrebbe chiedere alla regione questo discorso. Dovremmo cominciare a assillare soprattutto la regione, perché è la regione che ha i soldi, ma non stanzia mai su queste cose belle. Grazie caro Adriano, grazie anche delle parole che hai detto, ecco, ci fanno molto piacere, perché noi stiamo cercando, ecco, tutti quanti di mettere una goccia, ecco, tanti nomi assieme, tante associazioni assieme. Allora, prima di rispondere a Adriano, andiamo a vedere anche questo video molto bello, perché parleremo anche di animali, di caccia con Toio, perché è molto importante capire la bellezza della foresta. Chiedo permesso per entrare alla foresta in generale, perciò alberi, animali, tutto quello che la circonda. Andiamo a vedere questo video. Allarmi, cervi. Allora, lupi, orsi, cervi, sentiremo cosa dice. È il periodo del bramito del cervo, quindi i cervi sono in fase riproduttiva, e il disturbo che arreca questo tipo di comportamenti può essere dannoso nei confronti appunto dei cervi e della fauna selvatica anche in generale. I comportamenti in questione sono quelli di chi frequenta il Cansiglio e che, pur di vedere da vicino, fotografare o filmare gli animali, li disturba pesantemente, mettendo addirittura a rischio, secondo le sezioni di Treviso e Vittorio Veneto della Lipu, la riproduzione dei cervi. Il bramito in Cansiglio infatti è diventato un'attrazione di massa e c'è evidentemente chi esagera. Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di privati, cittadini, di persone, soprattutto gruppi di persone, che si recano in Cansiglio per motivi turistici, oppure per fare fotografie naturalistiche, oppure per fare escursioni, e questi gruppi tengono comportamenti non consoni con il rispetto che si deve alla fauna selvatica. Per i cervi il periodo dei bramiti è il più delicato del ciclo vitale riproduttivo. Tra l'altro, avvicinare in maniera poco prudente i cervi maschi può scatenare reazioni imprevedibili, anche corse improvvise in strada, con tutti i pericoli che questo può comportare per la viabilità. No dunque agli schiamazzi e alle incursioni spavalde. Però ci teniamo a sottolineare che non siamo per i divieti di recarsi nelle aree naturalistiche come può essere quella del Cansiglio, ma come detto con il dovuto rispetto per la natura stessa e per la fauna selvatica nel caso specifico. Ha detto così ieri. Allora, sentiamo anche un attimino cosa dice
Ecco, Toio De Sarvognani, in merito a queste parole, a questo servizio, la foresta, abbiamo paura dei lupi, abbiamo paura degli orsi, i cinghiali sono troppi, i cervi anche. Cosa sta succedendo? Questa caccia che sembra che con le nuove disposizioni non finirà mai, che sarà sempre periodo di caccia. Cosa vuoi dire, Toio? È che stiamo perdendo il contatto giusto, reale, con l'ambiente naturale, di cui noi dovremmo essere una parte, non il centro. È la più famosa definizione della visione antropocentrica. Noi siamo il centro di tutto e abbiamo il diritto di regolamentare, regolare e usare tutto. Non è così, cioè della serie la natura funziona in altro modo, è un mosaico di presenze, ognuno col suo peso e con la sua capacità, ma anche con i propri diritti. Abbiamo eliminato i predatori, si sono sviluppati i cervi. Per fortuna siamo riusciti, almeno per il Cansiglio, a non far abbattere 2000 cervi come si era ipotizzato 15 anni fa. Sono arrivati i lupi. Prima erano i cervi che distruggevano la foresta, adesso sono i lupi che attentano agli animali domestici o allevati e così via. E c'è sempre questo bisogno dell'uomo che invade, che regola, che decide. Dovremmo avere più rispetto molto più rispetto per gli equilibri naturali e quindi inserirsi nella maniera più leggera possibile, perché poi dietro a questi interventi di regolazione, di messa in sicurezza ci sono sempre altri interessi e quindi io mi ricordo in Cansiglio c'era la gara dei politici a dire vota per me, ti faccio io abbattere i cervi, giusto e non se ne salvava nessuno, da destra a sinistra tutti promettevano votami che ti porto a caccia in Cansiglio. Ecco, quindi al di là di una vera esigenza di mettere a posto delle cose degli squilibri che poi sono sempre provocati dall'uomo, mancano i predatori, si sviluppano i cervi, i cinghiali sono stati introdotti, è inutile che ci diciamo cose non vere, non sono arrivati da soli i cinghiali sono stati introdotti e non bastavano i cinghiali italiani, quelli di una volta che erano più piccoli e meno prolifici, sono arrivati i cinghiali, sono stati introdotti i cinghiali dell'est europeo. Animali che possono superare il quintale, che fanno da 2 a 3 volte i piccoli in un anno, quindi provocando uno squilibrio incredibile. E arrivano i salvatori, vuol dire lasciami andare a caccia sempre, ti salvo dai cinghiali e quindi non ho più nessun controllo. Ecco, ma non per avercela su coi cacciatori, al di là delle opinioni personali, voglio dire, è una finta regolazione che crea altri problemi a cui dopo bisogna trovare altre soluzioni. Senti Toio, ma non è che il più grande predatore sia diventato l'uomo? L'uomo è il più grande predatore e quindi questa mancanza di rispetto per l'ambiente naturale e i suoi equilibri porta a questi squilibri sempre più forti e alla fine pagheremo noi. Perché da una parte questi di cui abbiamo parlato, lo squilibrio con gli animali, dall'altra un'agricoltura sempre più chimica e sempre più meccanizzata e tecnologica e dall'altra dei consumi sempre più esasperati, stiamo arrivando a un pericolo di collasso dell'ambiente naturale. Si parla di cambiamenti climatici, di aumento dell'anidride carbonica, la temperatura, scioglimento dei ghiacciai, eventi meteorologici sempre più estremi, senza tener conto di una cosa, che la natura si salva sempre. Cioè noi non stiamo mettendo in pericolo la natura. Ricordo che ci sono state altre cosiddette estinzioni di massa in cui la vita si è estinta sul pianeta per cause naturali
addirittura oltre il 90%, ma in centinaia di migliaia, milioni di anni la natura si è recuperata da sola. Questo lo diciamo ai grandi della terra, se qualcuno vuole ascoltare. I grandi della terra che fanno grandi riunioni, grandi proclami per non combinare assolutamente niente, cioè parlare di tutto ma non modificare nulla. Pazienza, cioè dobbiamo accettare l'idea che stiamo andando verso una catastrofe, ma non perché va bene la catastrofe, perché nessuno fa realmente niente per evitare la catastrofe. In ogni caso la natura si salverà e ricomincerà un nuovo ciclo dopo la 6ª estinzione di massa, senza di noi, oppure invece di 8 miliardi o quasi che siamo adesso, si salveranno pochi milioni di esseri umani. Magari quelli che vivono negli ambienti più isolati, quelli che sopravvivono comunque dalle montagne dell'Himalaya alla profondità delle foreste tipo l'Amazzonia e altre foreste del genere, se non finiremo di distruggerle completamente. Ma la natura andrà avanti, quindi difendere la natura in questo momento è la più alta forma di umanesimo. Difendiamo la natura per difendere noi. Senti Toio, io intanto che tu parli guardo tua figlia Clara, che lei è intenta. Cosa stai guardando, Clara? Ah, hai capito. Guardate che bel sorriso che ha Clara. Ti piace adoperare questo strumento? Ti piace lavorare con questo strumento? Sì. Senti Toio, però parli di natura, di tutto, però anche tua figlia ha bisogno della nuova tecnologia, che la rilassa, gli fa staccare la spina. Ecco, come vedi, Clara, la tua filosofia di vita, che è una filosofia molto antica, fatta di salute, di benessere, dei valori della vita, e questa nuova tecnologia che però ti aiuta ad aiutare la tua Clara per essere anche a passo con i tempi. Clara è andata a scuola, va a scuola, troverà un lavoro, deve avere la quotidianità. Prego Toio, cosa vuoi dire? La grande tecnologia che si scontra però con le tue parole. Ma no, non è vero che si scontra con le mie parole, nel senso che abbiamo fatto proprio l'esperienza in Consiglio di chiamare per più anni e ho anche aver avuto la possibilità di incontrare esponenti di popolazioni native. 2 anni fa è venuto il rappresentante delle comunità indigene dell'Amazzonia e lui, l'anno prima era venuto uno sciamano amazzonico e noi parliamo con loro col cellulare, cioè dalla foresta amazzonica inavvicinabile loro ci chiamano anche per chiedere aiuto, quindi, ma perché hanno l'idea giusta, cioè in questo caso di una tecnologia al servizio della vita, della loro vita, che è in pericolo perché è in corso un genocidio silenzioso fatto dai cercatori d'oro, i cercatori di petrolio, di metalli preziosi, di terre rare, eccetera, che distruggono intere popolazioni che spariscono nel nulla senza nemmeno quasi sapere che esistevano. E quindi loro l'hanno capito e ci chiedono aiuto attraverso il cellulare, per fare un esempio. Quindi la differenza è ciò che è a servizio dell'umano, a servizio buono, equilibrato, e ciò che invece ci fanno credere che è a servizio dell'umano invece è a servizio dei guadagni, dei grandi guadagni di qualcuno. Penso alla medicina. Non tutta la medicina è a servizio dell'umano. Molta parte della medicina è più al servizio delle grandi multinazionali. E questo lo hai sempre detto e soprattutto lo sostieni con forza. Allora, Raffaella Bugiol, prima rispondiamo anche al nostro Adriano da Campalto che ti ha detto continui perché merita molto di più, deve trovare questo merito per trasferirlo anche su quelli che sono i valori che tu stai crescendo con la famiglia e i tuoi figli. Ecco, come vuoi commentare sia quello che ha detto Adriano che quello che ha detto Toio? Allora, mi collego subito al discorso di Adriano. La tecnologia è molto importante. Di Toio? Sì, di Toio. La tecnologia è molto importante quando ma dipende come è utilizzata
e come si vuole utilizzare. Perché? Perché anche per me la tecnologia mi ha aiutato molto, nel senso che io con mia figlia faccio una videotelefonata, perché utilizzando le mani è chiaro che la comunicazione è più veloce, mentre se io lo tengo così all'orecchio è molto più lenta. La tecnologia ci aiuta su tantissime cose, però dipende come l'uomo la vuole utilizzare, e qui a volte per noi arrivano i sassi pesanti, perché gli altri utilizzano verso di noi la tecnologia nella maniera sbagliata. Per quanto riguarda quello che ha detto Adriano, il sogno di mia figlia è di avere una possibilità in una pizzeria, pasticceria o cose simili e integrare la lingua dei segni, perché noi abbiamo avuto la possibilità, viaggiando, di toccare con mano queste realtà. Per esempio a Milano c'è una focacceria organizzata da una famiglia dove e con altri, come posso dire, altre persone, dove c'è la lingua dei segni e c'è, diciamo, la normalità. Per esempio a Monza, in una periferia di Milano, c'è un'altra realtà di pizzeria. Funzionano bene, ma perché funzionano? Perché ci sono vari tipi di figure, non c'è un'unica realtà. La cosiddetto cartellino. C'è una squadra? C'è una squadra, per esempio nella realtà di Milano ci sono gli alpini, ci sono associazioni di vario tipo che aiutano, ci sono team di pasticceri, cuochi, panettieri. Però Raffaella, era quello che avevamo tentato di fare a Villa Margherita, perché dobbiamo anche dirlo, e non ci mancavano di sicuro le figure, la Sopcuoche, la scuola Lepido Rocco che si occupa di alberghiero. Avevamo tutte queste figure, ma se poi non c'è la volontà politica di supportare e di far continuare questa, era una sperimentazione con la scuola di giardinaggio, quante cose, quante bellissime cose, poi ci hanno fatto secchi. Nel senso, hanno detto che non c'era l'agibilità, nessuno ha ancora spiegato come, cosa, dove, perché, dopo 4 anni che eravamo là, e hanno cancellato tutto senza neppure più rispondere. Non pensi che sia anche una mancanza di rispetto anche per chi è impegnato anche economicamente, che questa squadra di tante professionalità che si erano messe assieme, tante associazioni, ecco, come l'hai vissuto, ecco, questo taglio secco di Villa Margherita? Allora, questo taglio secco per me è stato un macigno che è caduto sulla testa, però come posso dire, più ci massacrano, più non mi fermo, nel senso che tu hai dato un'altra possibilità, il villaggio delle associazioni, l'incontro di tante associazioni che saranno infinite, perché cioè qui è come dire, si apre un libro di infinite realtà. Per esempio io vorrei citare l'evento di luglio a Silea. Io ho potuto in qualche modo parlare con altri, confrontarmi, conoscere delle realtà che mai avrei pensato. Ma il problema sta che la realtà della politica è molto lontano. Io ti faccio un esempio. C'è una legge nazionale sulla lingua dei segni, ce n'è una regionale, io mi sto pagando l'interprete a settimana. Sono 1.000 euro a settimana, se il mese è di 4 sono 4.000, se il mese è di 5 sono 5.000. Non mollo perché anche se facciamo 140 km al giorno per andare a scuola, la felicità di Lisa è importante. Tu nella carta, Raffaella, dovresti avere queste persone io per nella aiutare carta Lisa. dovrei avere il diritto della lingua dei segni. Nella carta, cioè il diritto di una lingua è qualcosa di unico. Cioè il diritto di parlare, il diritto di dire, il diritto di avere un gruppo anche per comunicare. Invece quando ti proponi, io non lo so, ma l'unica che chiama con nome Lisa è sempre stata Mirella. Gli altri dicevano, scusi, disabile. Allora lei quando sente, traduce, mi dice, disabile? Un po' sì, vi dice, perché io non parlo uguale agli altri, ma però uso la lingua.
Cioè abbiamo visto delle foto dove io quest'estate ho guardato dove c'erano gli eventi, le sagre della Proloco, dove c'era il DJ e l'ho portata. Ora se avete visto la foto non mi pareva che fosse una cosa diversa. Io dove ci sono gli eventi che vengono organizzati con l'idea di Mirella, tu puoi confermare, ci sono sempre stati. Raffaella, scusa se corro perché il tempo è tiranno. Tu mi hai detto una cosa molto importante per te, soprattutto per Lisa e per anche Clara, che qui come vedete lei è intenta, ogni tanto si guarda la televisione, guarda il suo papà perché guarda, è una cosa unica, lei è il suo papà, è bellissima vedere questa cosa, emozionante per Mirella. Ma soprattutto tu hai detto, io non ho portato a casa questi 3 fratellini dalla Russia che avevano già sofferto di più per richiuderli in un feudo, specialmente Lisa. Io non voglio sentire questa parola con mia figlia. Perché ti fa così paura? Ecco, non vuoi ammettere oppure non vogliono farti ammettere certe cose che tu sostieni che sono diverse. Lisa è solo diversamente agile, ma ha tutte le possibilità per partecipare a una scuola normale col supporto dovuto. Vedete quelle foto? Quelle foto sono di Lisa quando aveva poco meno di 3 anni. Io ho toccato con mano che cosa voleva dire l'orfanotrofio, però l'ho toccato avendo la fortuna di avere degli interpreti in lingua russa che mi hanno dato le possibilità di giocare con loro, con una lingua diversa, ma per comunicare. E mia figlia in quel momento non lo era, lo è diventato dopo, aveva la felicità. Allora, in un CEOD ci vanno chi? Ci vanno delle persone che hanno un riconoscimento di incapacità del 100%. Ora mia figlia fa la pasta, fa le torte, fa i biscotti, va a scuola con l'interprete, quindi credo che possa avere delle possibilità. Sai, avendo i 18 anni, questione di 3 mesi, Lisa farà i 18 anni, dovrà rifare di nuovo la valutazione della Commissione 104 ed essere valutata su una carta che a me farà brividire, l'incapacità. Arriverà fuori un documento con una bella percentuale, bella grande, di incapacità, non di capacità, valutata con percentuali. 33% vuol dire che tu hai delle agevolazioni sugli ausili se te li passano. 55% non si è capito bene cosa. Il 66% tu arrivi ad avere i famosi 3 giorni riconosciuti di permesso per andare a fare delle visite, che poi comunque le visite... Guarda che Clara ti sta ascoltando, sono molto di più. Attenzione, e vero hai Clara? la possibilità di essere iscritta alla legge, con la legge 68 e collocamento, centro dell'impiego, con la quale, quando ci siamo rapportati, non capivano bene. Oppure, se ti va bene, ti devi affidare. Qui sono le mie figlie quando erano piccole, e sono foto bellissime, e che non vanno a vedere la disabilità di Lisa. Assolutamente, lì c'è Veronica, Elisa, Nicola non c'è, lo spiego perché non era ancora nato, perché Nicola è nato molto dopo delle sue sorelle e noi abbiamo voluto unire questi ragazzi, questi figli, perché per me sono la mia vita, per dare un futuro. In realtà non mi trovo così. Toio, come commenti le parole soprattutto di Lisa, che non è qua, ma che lei si fa capire molto bene, sa quello che vuole fare, e soprattutto quella realtà che dice Raffaella, tutti scontri con qualcuno che non vuole ascoltare, non vuole capire. Raffaella è descritta come una rompiscatole che pensa di essere l'unica che ha problemi con questa ragazza, mentre la realtà per loro, per gli addetti ai lavori, è un'altra. Questa mamma che pretende troppo perché cerca solo di avere quello che spetta di diritto a Lisa invece. Come hai vissuto tu con Clara? Ecco, cosa vorresti dire a Raffaella, ma soprattutto quello che ti dà più fastidio, quello che ti umiliava, che dicevi qua ho sbagliato registro, prego. Ma io farei una valutazione un po' diversa. Che purtroppo nei confronti di queste categorie problematiche viene applicato il teorema della rana cotta, cioè la rana sta bene nell'acqua in cui vive, gli aumenti di mezzo grado alla volta non se ne accorge e quando se ne accorge è bollita. È cotta. Ecco, secondo me la causa non è la sanità in sé,
cioè nella sanità l'esperienza personale ci fa capire che ci sono persone veramente dedicate alla sanità come servizio. Il problema è nel mondo politico, perché questo paragone con la rana cotta aumentando di mezzo grado alla volta? Perché io credo aver capito che sta succedendo questo. Parlo con gli operatori e mi dicono: beh, ci hanno levato un quarto d'ora, ci hanno accorciato di pochi minuti, hanno fatto una gara per la riassegnazione del servizio mensa, il servizio è peggiorato un pochettino. Amici delle cooperative sociali della provincia di Venezia sono disperati perché l'ULSS sta staccando, ma non è colpa dell'ULSS, dei dirigenti dell'ULSS, c'è il mondo politico alle spalle. Stanno staccando i contatti uno a uno, cioè arriveremo, qualcuno c'è già, è lì vicino, ci è già arrivato, che le cooperative sociali che si occupano, che vincono gli appalti per occuparsi di disabili, riceveranno meno soldi, sempre meno soldi, un po' alla volta, un pochettino alla volta, oppure addirittura loro dovranno andare alla ricerca dei soldi per dare il servizio. Quindi l'ULSS non darà più il contributo, le risorse economiche. Perché è stato tolto il sociale dall'ULSS, solo sanitario, solo spieghiamolo. Sanitario, vabbè, le due S famose. Sì, però il risultato è che le cooperative dovranno andare alla ricerca dei fondi disperatamente, cercando tra regionali, statali, comunali, europee, per poter dare il servizio. Cioè vuol dire una cooperativa sociale non abbastanza organizzata, attrezzata, non riesce a trovare il finanziamento, i ragazzi, continuo a chiamarli ragazzi, restano a casa. Giusto. Quindi sta succedendo questo, ma sta succedendo un po' alla volta, per cui non ce ne accorgiamo. Ascolta Toio, scusami se ti faccio questa domanda, ma secondo te dobbiamo andare a Roma o dobbiamo fermarci alla Regione per risolvere questi problemi? Dov'è che proprio c'è l'inghippo che un po' alla volta si toglie? Dov'è la volontà politica? Perché adesso ci sarà un altro presidente della Regione, tu cosa vorresti dire? Che è una giungla, che è stata organizzata come giungla perché è una conseguenza di una serie di scelte progressive, secondo me anche volute, e quindi non c'è niente di confusionario, di mal gestito, eccetera. È una scelta fatta di far sì che sempre più risorse vengano levate alla sanità e vengano date, adesso è anche una banalità dire, no? Cioè arriveremo al 5% del PIL nazionale per le armi, cioè con la scusa di difendere la democrazia arricchiremo chi vive fabbricando morte, perché le armi, quando ci sono, prima o dopo, la storia ce l'insegna, non è mai successo diversamente, non siamo meglio degli altri, verranno usate. Ma per riuscire a dare più risorse all'industria e tra l'altro alla parte peggiore dell'industria, la stiamo levando alla società, al mondo civile, a chi ne ha bisogno per sopravvivere, quindi c'è sempre un maggior aumento della parte di popolazione che più che vivere finirà per sopravvivere. Però dicono che è colpa nostra, Toio, nel senso che siamo noi che li abbiamo votati, siamo noi che continuiamo a capire o a non capire che il voto è molto importante, ma poi se abbiamo i listini bloccati non riusciamo a capire. Allora tu vuoi che io vada a votare, però devo votare sempre chi vuoi tu, perché non voto di sicuro quello che voglio io. Le primarie non esistono, hanno tentato di farle, le preferenze ce le hanno tolte. Ecco, secondo te cosa c'è che in questa popolazione con le spalle al muro, specialmente chi vive come
come Mirella che vede tutte le settimane, tutti i giorni questa povertà, che sono famiglie che lavorano e non ce la fanno neppure con 2 stipendi, ecco, persone che hanno il lavoro ma non trovano casa, e abbiamo migliaia di appartamenti, di case chiuse. Io sono andata a Venezia, isole con dei palazzi enormi che si potrebbe ristrutturare e mettere le persone, perché non penso che Venezia sia in fondo all'oceano, è sopra e ci si può arrivare. Ecco, il Consiglio lo stesso, hanno trovato i soldi per finanziare cosa volevano loro. Ecco, come vedi tu la situazione, Toio? Ma io la situazione, secondo me, è un unico modo per uscirne, che è quella dell'impegno personale, come sta facendo Raffaella, che abbiamo sentito, come stiamo facendo noi, parlo della mia famiglia. Vuol dire non accettare e intervenire, far sentire la propria opinione e agire personalmente e tentare di creare le situazioni laddove magari il servizio pubblico è latitante, oltre che a evidenziare in modo corretto, gentile, voglio dire senza offendere nessuno, ma evidenziare il disservizio, allo stesso tempo tentare di creare un servizio alternativo. Quindi diciamo è l'impegno personale. Purtroppo questo modo di vivere ci tende a isolarci. Tu nel tuo lavoro devi svolgere una tua parte, diciamo così, molto settoriale, non devi rompere le scatole, devi obbedire ai superiori, e quando hai finito di lavorare te ne vai a casa, guardi la televisione, pensi alle ferie e ti disinteressi, perché è meglio così, di tutto quello che ti succede attorno. L'alternativa è tentare di fare il possibile senza grandi illusioni, ma di intervenire tutte le volte che puoi, dire la tua opinione, ma non solo dire l'opinione, ma tentare di fare qualcosa. Sentiamo, ormai siamo in chiusura, Raffaella, come vuoi chiudere dopo le parole di questo saggio uomo, ecco, che sta cercando di dare la quotidianità a sua figlia. Guardate, lei sta benissimo, ha tutto quello che gli serve, soprattutto intanto ci guarda e vi saluta. Puoi salutare Clara dopo che hai finito di bere la bottiglia? Lei è felice, lei è felice oggi, guardatela, basta poco, sapete, non è che queste ragazze chiedono la luna. Clara, cosa bevi ancora o vuoi salutare prima? Cosa vuoi fare? Ciao a tutti. Dai, fai ciao con la manina. Ciao a tutti, ha detto Lisa. Allora, Raffaella. Allora, sicuramente la politica deve iniziare a guardare e ad ascoltare quando su un territorio ci sono degli eventi che parlano di argomenti importanti della vita, perché da lì tu capisci come devi intervenire. Deve controllare quelli che sono i famosi appalti che si scrivono e si fanno, perché poi alla volte si fanno dei begli appalti, poi però, come dire, non c'è niente, rimane tutto sulla carta. Ai genitori dico sempre, come lo dico sempre a me stessa, mai fermarsi, cercare sempre il dialogo, però se hai qualcosa che puoi dare ai tuoi figli inizia a darlo, e così noi l'abbiamo fatto per Lisa e lo faremo per Lisa, perché la felicità è importante. Il problema è che poi ti scontri con commissioni e uffici dove c'è veramente da piangere, e là sarebbe ora che un po' di luce e di competenza arrivasse. E con queste parole io ringrazio i miei graditissimi ospiti, ringrazio Raffaella Bugiol, Presidente Associazione La Voce di Lisa, ma saluto anche e ringrazio Clara, che è qua, che si tira sempre i capelli perché va giù l'elastico, che ha bevuto 1,5 litri di acqua, perché a lei l'acqua piace tantissimo, e con questo strumento che dà la possibilità anche di vivere una quotidianità diversa anche a Clara, grazie veramente a Toio De Savognani, che forse fa capire l'importanza di essere un genitore autorevole e non autoritario. Ecco, l'autorevolezza delle volte premia, e queste sono le immagini, lui la guarda e lei capisce tutto. Grazie ai miei ospiti, pubblicità.
E saluto e ringrazio Gianni Marini, presidente Pastoria Borgofuro, che è qui con noi, grazie Gianni, vicino a Faustino Lorenzetto, non a caso due grandi amici, due storie. L'importante è vedersi, che ha detto Faustino, che poi vedremo anche questi video molto belli anche di Faustino. Allora Gianni, tradizioni, cultura, valori, ecco, cosa vuoi dire? Come vivi questi momenti così drammatici? Tu invece che con le tue tradizioni stai ricordando cos'era la povertà di una volta, però anche l'unione che c'era, ecco, queste donne che si ritrovavano, ecco, nelle stalle, questi uomini che lavoravano, ma poi si faceva festa, arrivava la sagra, la tradizione, i balli, i canti. Tu stai cercando di portare questo, far capire che la storia non va dimenticata, le tradizioni sono le radici. Cosa vuoi dire, Gianni? Ma no, che su questo periodo sempre più bisogno di queste robe, perché praticamente i valori che era una volta che era qui che mi aiutava a fraternizzare in fratelli nostri, io chiamandosi e non è più. Sono io proprio, vedo adesso che ieri sera che ne parlavo proprio con i nostri componenti che ci troviamo ogni venere per fare prove, per fare che roba che mi piacerebbe fare, magari tu sta. Anche Faustino sa benissimo quello che è a festa della Trebbiatura, per esempio. La Trebbiatura era una roba che si fraternizzava, anche a vendemmia, anche che roba, però si andava a aiutare queste persone senza sapere chi ti dasse qualcosa in cambio. E il cambio era quello magari di aiutarsi quando chi ha bisogno ora. Ma dopo, oltre che a quello che era l'aspetto di quello che poteva stare il cibo, i brodetti che si beveva, robe un po', diremo che si pareva genuini. Dopo cosa che era ancora? Il discorso della mesadria, i nostri contadini che toccava far parte con i paroni. Dopo cosa che era queste macchine, che era non come adesso a Trebbia che non ti vedi niente, però fa tutto ma non te vedi niente. Non te vedi niente. Sì, oltre che queste robe qua, che c'è anche l'aspetto della tradizione che abbiamo altri, con i nostri balli, i nostri canti. Ecco, sarebbe bello se siamo buoni a imbastire una roba così, speriamo che l'autorità mi dai la mano perché voglio farla anche su un po'. Sempre a te batte, anche se sempre a se batte, Dove vorresti farla, Gianni? Là dove facciamo il festival, in Piazza dei Signori. Ah, in Piazza dei Signori a Trebbiatura. E perché lo farla all'ippodromo, Gianni? Visto che ieri, visto gli spazi che sono molto ampi, perché tutto in centro storico, dopo che si chi che bronta, si fatica arrivare, sempre spazi, perché non sfruttare anche spazi che potremmo avere in maniera... Abbiamo fatto una volta, Mirella, sulle mura. Però è un posto decentrato, non viene gente, anche pur facendo propaganda, mi vuole proprio centrare anche a questi giovani che invece di essere maranza o qua, insomma chi viene vede cosa che vuol dire fratellanza. Anche l'aspetto religioso è stato Mirella. È importante. Sì, perché il pane è quello che fa da mangiare, però anche chi crede, sono le nostre messe, insomma. Anche la religione una volta mi insegnava di star quieti, cioè da un prete per carità tutti i difetti, ma non mi ha mai insegnato mai grazie. Certo. Qua in cielo si ruola sempre di più, vabbè. Un'altra cosa importante che ho chiamato Gianni Marini stamattina, perché mi piacerebbe riviva e risentire quando che ero piccola e che c'erano i proverbi dei nonni. Quando te alzavi da letto arrivava subito il proverbio. Cosa ti gatto sognare? E ora ti diceva il sogno, ti diceva il proverbio. E mi è venuto in mente l'altro giorno che ho sentito a parole a besso. Quanto che era che ne senti gatto besso, vuol dire gatto skate, perché non è... No, sto gatto besso da venda, ecco, gatto besso da darmi. Ecco, queste parole sparie anche dai nostri dialetti, anche a noi altri non mi ricordavo neanche più, queste parole proprio, eppure conoscevo, ma non mi ricordo più, perché non ti usi più, non ti senti più. Quanto è importante invece se a parole che ti ha fatto crescere, che ti cercavi anche di capire il valore di questa parola, perché ogni parola ha un valore. Certo. Perché abbiamo perso un po' tutto, Gianni? Un dialetto, ma è un dialetto mastegato, secondo me, tra mezzo dialetto, mezzo italiano, è una porcaria, davvero, senza parole. te parli dialetto, te parli italiano, cioè te puoi mixare e do robe, perché fa da ridere veramente. Dimmi, Gianni. No, 70-80 anni fa, che era il mondo contadino,
il mondo contadino che aveva proprio parole che insomma serviva su questa azienda, su questa roba, tipo per dire gli attrezzi, impreste cosa ieri? Il furcon, le stelle, via, che non era proprio tutti quanti le proprietà di uno, ma era anche per dare a un altro imprestario dopo che ti portava che era consumato o se no ti portava che era consumato dopo che era tante altre robe che tipo per dire in cucina destrigar, desparecciare sarebbe metà a posto se c'è scarpie cioè credo che più tanti modi di dire che non sono mai notati fare più perché il mondo contadino si è diciamo una cosa più che la tradizione ha e quindi si è perso anche secondo me tutti i vocaboli che era rispetto Faustino, a questa roba. tu ne vodi in particolare, sai queste parole qua che dice Gianni? Io dico in senso, scusate, dico in senso ironico, ma da noi si parla 3-4 lingue, perché un giorno ero in casa parlando anche spagnolo, è un gioco, dicevo, no, però mi parlo sempre indietro, un italiano, cioè che se dopo qua, sua mamma che lavora con l'estero, che conosce l'inglese, cioè che se è veramente un modo fatto con tanta serietà e soprattutto tanta spontaneità praticamente. Anche una parola era un testo, che diceva uno baucotto, baucotto era un modo per dire di espressare uno, ma con una certa eleganza, una certa che non era... Aspetta un attimo perché ora adesso te me cose proprio massa bello. Gianni anche a te, dopo anche a Faustino. Allora, l'altro giorno, scorsa settimana, ho un amico caro che si è venuto, che io ho tradizione, Tiziano Spigariol, che ha detto che i veneti si imbaucai. Dopo che fu l'editore Silvano Piazza, e ho detto, guarda che Tiziano Spigarioli ha detto che i veneti si imbaucai. Cosa vuol dire la parola imbaucai? Maria Vergine che ha fatto una filosofia attorno a sta parola. Ho detto, ascolta, per me imbaucai era che ti eri poco svegliato, che ti dormivi un cola. Lui invece ha fatto tutta una filosofia, no, ma... Imbaucai, cosa vuol dire? Da volte diciamo ti si imbauca, cosa vuol dire? Vuol dire che ti si sta colpito da qualche cosa e non ti capisci niente, che imbaucai era anche tutto quanto... No, poi era imbauca, ma imbauca è un altro. Imbauca vuol dire che ti si, ma imbauca... Imbauca veramente che non ti capisci, cioè questa è una roba che ti ha talmente colpito che ti hai imbaucato, non ti capisci più niente. Gianni, imbauca? È il cugino del programma che dicevamo una volta. Dai. No, guarda, solo qua fuori si fa una trasmissione. Aspetta che finisce, aspetta Faustino. E qui è imbaucare proprio uno che non arriva o che sta giustamente un fiato scioccato, quello che ha visto, un fiato che non arriva a fiato PDA. Beh, giustamente questo è i sensi delle parole. Sì, serve fare una filosofia, questo è quello che vuol dire. Ascolta Gianni, invece imbauca, come è nata parola che ha detto Faustino, se quando che uno si metteva su tanta di chiarova e ti ha detto imbauca. Ecco, che parola voleva di imbauca una volta, ma perché mica aveva poretti i mezzi da scaldarsi come che adesso, che toccava mettersi di tutto e di più per scaldarsi, imbauca. Ciao, baretta di lana, sciarpa. Dopo che il tamaro, per esempio, il tamaro. A me mi chiamava brosa perché arrivava sempre che solo qui oggi d'inverno. Brosa, sì tu brosa. Da freddo che era. Come i gatti di brosa. Ascolta Gianni, è un proverbio che ti viene in mente che si diceva una volta? Beh, per esempio, che ti hai detto mattina che ti svegli, come discorso, Eri diceva è meglio andare in paradiso taconà che all'inferno ricamà. Faustino, dimmi un altro proverbio, ti viene in mente, dai. Le ciapi contro pie sono... No, volevo dire un'altra roba che ho imparato... Dopo te pensi al proverbio, dai. Che ho imparato da compianto Gianni Sego, che nel 1720 era un libretto che spiegava che i proverbi dei contadini gli insegnai i conti, perché siccome che i contadini non sapevano lesa e scriva, e ora qui i proverbi gli insegnava come coltivare la terra. Cioè, è veramente una finezza grande, che delle volte robe, un libretto che può prestare praticamente sia Gaspario, e tu mi ciavi in contropiede. Beh, ora tanto pensa che ora andiamo a vedere sto bel video che ha mandato Faustino Lorenzetto, la farfalla Maccaone. Andiamo a vedere la farfalla Maccaone.
parlava alle farfalle. L'uomo che parlava alle farfalle è qua, è il nostro Faustino Lorenzetto. Avete visto l'importanza di questo video, di capire cos'è la natura, anche quella piccolissima che magari non attenzioniamo abbastanza. E ora Faustino, cosa hai fatto vedere sotto video? Niente, questo qua è un video che avrà seguito, verrà mandato avanti, perché da quest'anno con l'associazione Monsignor Tognana sono partiti con una campagna di informazione sul macaone. È una farfalla protetta a livello europeo. Tutti vede il bruco verde e quando chi vede come che ha fatto anche Faustino da ignorante, lo tira via e lo elimina praticamente. E quel testo che abbiamo fatto con voi Antina, che se mi concede di girare anche per le scuole, che se sono un parassita ma diventerò una farfalla che andrà a impollinare i fiori. Questo qua un pochettino è il concetto. Praticamente quest'anno mi ho liberato 25 farfalle, perché non c'è da catturo i bruchi, perché i predatori, che sono i gatti, l'uomo in primis, insomma, tant'è che la farfalla intelligentemente al fare le uova, diremo, sui finocchio, però le fa due da una parte e due dall'altra, in modo che avere più speranza di sopravvivenza. E adesso che sarà un progetto anche a queste scuole di quinto, mi ha chiesto praticamente, e se qua mi ripeto, è il solito discorso, se seminare sui giovani, sui bambini, chi si ricorda di te, pensi in fine anno scolastico, sono andato a fare il bosco planiziale di pianura, tutto del cartonco, dei sagome, tutti diventavano amati, e la maestra che ha chiesto, conoscete Faustino? Io, te proprio prima, ma dov'è che l'hai conosciuto? Alla scuola materna 2 anni prima, cioè se ricordava che sono andato là una volta, ma la scuola materna Santa Cristina. Io volevo leggere alcune frasi di questo volantino che mi ha dato la farfalla Macaone. Allora vorrei mandarlo ai grandi della terra, sarebbe bello che lo leggessimo, ma io scrivevo in tutte le lingue, perché se tutte le lingue, aspetta un attimo, se no non riaffasso. Allora, la farfalla Macaone, non uccidetemi. Adesso sono un parassita, ma quando diventerò una farfalla andrò ad impollinare i fiori. Bellissima, veramente bellissima questa frase che cade proprio ad hoc, questo parassita che non può difendersi da solo. Ecco, c'è tutto in questa parola. Però diventerò una farfalla e impollinerò i fiori, perciò darò vita. Gianni, cosa ha detto questa frase? Quanto bella sia? Beh, dice tutto. Faustino comunque conia tante belle frasi, tipo quella dell'acqua che ti dicevi una volta, è meglio, cioè quando paghi ogni ossetto, te ne butti via un posto. Qui c'è il comitato veneto dell'acqua, siamo andati a finire a Venezia e ora mi faceva parte grafica, culturale, diremo, no? E c'è una fotografia di un nonno che si tira su una mastea di acqua del Sie, e qua scritta sotto se ti serve una mastea non sta buttando via un pozo, sarà che a Fontana, che era una provocazione per tante fontane che era verde. Allora andiamo a vedere invece questo video molto bello della pastoria del Borgo Furo, la sfilata della pastoria. Andiamo a vedere.
Come sempre la Mirella scalda i motori perché ormai Natale si avvicina, però i preparativi vanno fatti molto prima. Allora Gianni, cosa state facendo? Perché fra poco sarà Natale, manca poco più di un mese, prego. Sì, che proponiamo al nostro comune di Treviso solite sfiatine che noi mettiamo, cioè il giorno 14 faremo con Musetta Giuseppe e Maria che va in cerca di un posto per partorire. Era praticamente mimiamo i vari posti che c'è a Treviso e facciamo una passeggiata di 2 ore, dai 4 ai 6. Quanta gente c'è che viene vedere, Gianni? Sì, che ne sei, dipende sì. sempre comunque del tempo, ma c'è sempre tanta gente perché le luminarie, perché i negozi, cioè una squadra? Sì. Una squadra che si mette assieme, giusto Gianni? Certo, dopo faremo le nostre bike che sono inerenti a Natale, e il giorno 20 invece sempre di dicembre. E ora proponiamo a Ciarastea, che vuol significare che i pastori vedono a Stea per andare dalla capanna del nostro Signore. Al 24 a Visilia facciamo il presepio vivente là in Piazza dei Signori, che ormai perciò meglio di così, ecco, avevo scaldato i motori. Adesso andiamo a vedere il video di Faustino Lorenzetto, la natura vicino a casa, perché dopo Faustino che da fare anche un apeo, perché se non lo dice Mirella non lo dice neanche. E ora vediamo il video e dopo sentiamo l'apeo. Allora, abbiamo visto questo video molto bello, però so che Faustino Lorenzetto, lui che ama questi posti, ma per tenerli in ordine ci vogliono anche attrezzi, cose importanti. L'appello che vuoi fare? Vai Lorenzetto. Niente, praticamente il gruppo ecologico di Veron ha ancora tutto il materiale che veniva usato per fare il presepio vivente. E era da un capanone, su un capanone che un Lorenzetto, che è questo qua, e ha detto vieni qua, metti dove che vuoi. Purtroppo si è deceduto e adesso stiamo di cercare una tettoia, un capanone, un qualcosa per conservare questa roba qua, perché noi altri da vendere, adesso che si è trovato a vendere tutto, venda dopo in che maniera non si sa, per dire, e adesso che c'è già una signora mi ha dato una disponibilità per mettere il camion al quarto, il camion che si è pieno di tutto, è una cosa grande, per fare i vecchi misteri. Perciò te cerchi un capanone gratuitamente, naturalmente, sì, senza pagare, poveretti. Ecco, che chi che gasti, perché c'è tutto, basta solo domandare, come che fa a me quando che domandavo il giorno dopo arrivava roba. Perciò cerchiamo un capanone per Faustino Lorenzetto, magari anche a Gianni se conosce qualche d'uno, perché tutti dovremmo darsi una mano. Avremo anche associazione che si ritroverà appunto il villaggio di associazione per dargli una mano, perché queste robe va conservare. Robe che sono importantissime. Per dirne una che c'è tutta la serie di socchette che parte da qui a primitiva, da legno, tutto legno, una parte di ferro, finché finisce a ultimo, c'è 5, tutto di ferro, cioè che c'è proprio l'evoluzione culturale. E dopo un'altra roba qui da c'è pubblicità, come deposità, mi dico in senso ironico, la prima pietra del museo Storia del Legno del Novecento, che praticamente sarebbe un secondo per tagliare gli alberi, da che c'è sezionatura, pialatura, tutte le varie lavorazioni. E
questo qua a casa mia sono sicuro che resta là. E questa è passione, è la passione che ha Faustino, che ha Gianni Marini, che ha tante altre per portare avanti tradizione. Speriamo che la politica si sveglia, che non resti imbaucata, che capisca l'importanza di sostenere questi uomini, queste donne, perché intanto queste famiglie, questi bambini, questi putei, come si dice, a crescere anche quelle tradizioni, perché è molto importante, perché sia la sua storia. Noi altri veniamo da anno che c'è niente da fare, noi a volte che so che campi e dopo che erano i grandi reggi, e i suoi grandi reggi che erano i cortigiani, che erano i principi, che era tutto, però a maggioranza era sui campi, la famosa plebe, che è quello che ha fatto grande il mondo, però è che ha fatto grande il mondo. Questi illuminai che non erano colti ma erano eruditi, da un tocco di legno e trovava fuori il ben di Dio, da un tocco di ferro stesso, da un tocco della miera stesso, perché avevamo nel DNA e lo avevamo ancora. Gianni, l'ultimo saluto con un proverbio? Meglio un po' un po' che gallina domani. Faustino? Finisce a semina. Questo quasi un'altra, un proverbio, non so dirlo giusto, però è molto profondo, perché anche a me mi dice... Sì, ma dice però, perché sennò passa il tempo. Dico, bisogna seminare perché rovina. E quando che c'è il tempo che c'è avuto, muoia o suta praticamente bisogna seminare comunque, perché se non ti semini non nasce niente. Non ti raccogli niente. Esatto. Allora un saluto veramente caro a questi ospiti. L'ultima cosa, Gianni, che vorrei chiederti adesso, queste guerre, tu che portavi questi festival dei popoli nel mondo, che venivano qui da noi, tu andavi da loro, cosa vuoi dire? Ecco, questo festival come sarà prossimamente? Ma mi auguro che intanto queste guerre finisce, una speriamo che sia già finita e che altra che rimette poco, perché il nostro folklore è quello che unisce i popoli non li desfa. Abbiamo già richieste per questo anno, insomma, un gruppo scozzese, un gruppo dall'Ecuador e un altro gruppo dal Messico, e mi ha fatto una bella richiesta un gruppo da Mosca, che qua speriamo bene. Ecco. Sì, perché questo non c'entra niente con che sia politica, qua che c'è solo tradizione, divertimento, ecco, nostalgia anche del passato, ogni popolo come che rappresenta i suoi usi e costumi, perciò mi penso che sia veramente utile anche questi festival. Faustino, cosa volevi aggiungere? Niente, un altro esempio, forse un po' mi ripeto, perché mi in media proprio ieri a mia nipote, siccome che è l'ultimo lavoro che fa adesso è il postino, perché Santa Cristina, veloce perché manca un minuto. Santa Cristina, il foglietto parrocchiale, poi io porto a casa in casa, lo faceva mio cugnato, adesso sta poco bene, ora o fammi e io me ne volo. Enrico, prossima volta vieni insieme così impari, cioè, ecco cos'è il passaggio, no? Esatto. Robe semplici. Robe semplici, grazie, ma che sia importanti. Dell'attenzione. Ecco, io invece chiudo con queste parole, la farfalla Macaone: non uccidetemi, adesso sono un parassita, ma quando diventerò una farfalla andrò ad impollinare i fiori. E con queste parole vi saluto, vi ringrazio, vi lascio all'assegno di Mirella il vostro assegno per cercare di portare un po' di respiro a queste persone che non ce la fanno più. Buon fine settimana e grazie ai miei ospiti. Ciao a tutti. Ciao grande famiglia, siamo a Venezia, sul Ponte delle Guglie, e io sto per incontrare, indovinate chi? Elsa, che devo riconoscerla perché ha un cappellino azzurro, un baschetto azzurro, io non l'ho mai vista, ma poi vi spiegherò chi è Elsa. Eccola che sta arrivando perché ha il baschetto azzurro. Ciao Elsa, ciao carissima, ciao. Mamma mia, che in gamba che sei! Voi vi ricordate di una certa Elsa che poco tempo fa ha chiamato Sveglia Veneti dicendo: io ho un problema con l'appartamento, pagavo troppo, adesso pago un po' meno, però mi è arrivato lo sfratto esecutivo? Eccola qua, eccola Elsa. Allora, Elsa, cosa vuoi dire? Voglio dire che vi ringrazio molto per il vostro interesse. Il vostro interesse. E c'è già qualcuno comunque che sta facendo, che sta operando. Quanti anni hai, Elsa? 83, 2 marzo del 35 Milano. Però tu vieni da una famiglia di artisti. Sì, papà mi ha fatto nascere a Milano perché ha fatto parte di uno studio d'arte, il primo che è nato in Italia di restauro di quadri importanti, infatti ha partecipato al restauro dell'Ultima Cena di Leonardo.
è la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano tuttora, a quell'epoca con i mezzi naturalmente modesti di allora. Ascolta Elsa, tu una cosa che giustamente dici, non è la stessa cosa cambiare casa da un momento all'altro, una persona come me, la vita mia è quella casa, perciò devono capire che anche un anziano fa fatica all'improvviso di cambiare il suo modo di vivere. Certo, certo. Però per fortuna ho trovato tante persone carine che mi sono vicine e che io ringrazio tanto perché io sono sola. Allora andiamo. Elsa nasce nel 2 marzo del 35 a Milano, figlia di Ettore Rossetti e Lidia Gregol. Che erano il papà era pittore e restauratore, la mamma era musicista e violino e piano. Allora cominciamo a vedere anche tutte queste meraviglie che tu gentilmente ci hai concesso di riprendere. Cosa succede nella tua vita? Ti sposi? Mi sposo e purtroppo mio marito è 15 anni ammalato dentro e fuori per l'ospedale. È stato operato per l'ultima volta a Verona e a Verona devo ringraziare molto. Verona sono stati eccezionali, però purtroppo dopo è mancato. E cosa succede nella vita di Elsa? Elsa si rimbocca le maniche e inizia questo percorso. E va a lavorare. A me piace l'arte, sono nata nell'arte, perciò andare a Murano era arte. E stare accanto ai maestri vetrai, i più grandi, sono stata fortunata a conoscere i migliori, diciamo quelli che oggi purtroppo non ci sono più. E attraverso loro io ho manifestato la mia passione per l'arte e ho cercato di informare anche la clientela, informare le persone che venivano a visitare questa isola meravigliosa che spero vada avanti ancora, tanto tempo. Ti te chiama Sveglia Veneti perché ti ho detto mi adesso dove sei che vo a me età abituata su sta casa qua con tutte le mie robe. Allora noi altri quello che vogliamo capire e dire che volessimo un fiato di rispetto per questi anziani, perché non è facile spostare un anziano da sera a mattina e cambiargli completamente la vita, perché un giovane si adatta a tutto, l'anziano fa un po' più di fatica. Avevo chiamato la signora Mirella della Rete Veneta perché so quanto buona sia lei e quanto la Rete Veneta faccia per il pubblico, per la gente che ha difficoltà, soprattutto per le persone anziane. Le persone anziane che oggi come oggi, specialmente una donna, non viene tanto trattata all'altezza, viene considerata, non so, un po' rimbambita, una vecchia che non sa. Lisa l'Alzheimer, quei ragazzi esatto. E invece, mi ringraziando Dio, Dio mi dà salute e quindi mi piace studiare, mi piace essere, mi piace fare tutte le cose che facevo prima e che magari prima non avevo molto tempo perché lavorando a Murano non avevo il tempo di dedicarmi all'arte. E adesso che sono libera, che sono sola, voglio fare disegni, scrivere, pitturare, fare tutte le cose, ascoltare musica, tutte le cose più belle che mi dà. Questi sono i miei figli, i libri, i CD di musica classica, la scrittura, i disegni, la pittura, tutto per me fa parte della mia vita e sono i miei figli, quelli che mi mantengono viva, vivace e sana. Io sono qui proprio per un messaggio di vincere la solitudine dell'anziano. Io sono venuta qua perché voglio che tu faccia un appello a tutte quelle persone che si sentono sole, che vogliono essere ascoltate da qualcuno. Ecco, allora care signore, io ho 83 anni e non sono affatto sola. Perché? Perché sono riuscita a comunicare col mondo intero, con tutte le persone vicine a me, che questa è una zona di persone anziane e tutte sono tanto carine. Quindi cerchiamo di venirci incontro, di parlare di tante cose belle, di offrirci magari anche qualche aperitivo, perché no?
quindi perché non chiacchierare e dimenticare quando si è nati? La data di nascita è una cosa strumentale, è una cosa dell'uomo. Allora io spero di aver dato proprio un sussulto a queste persone anziane che mi chiamano e dicono: Mirella, fai qualcosa per me. Oggi l'ho fatta.